Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa e vediamo quali sono le notizie di questo lieve e leggiadro lunedì 14 aprile. Partendo dai quotidiani economici e finanziari, prima che dalle prime pagine dei soliti quotidiani più diffusi, Corriere, Repubblica e Stampa, il Sole 24 Ore di oggi ci riporta quello che sarà uno dei temi di discussione del prossimo futuro, il bonus IRPEF, i famosi 80 euro che non saranno neanche 80 per tutti in busta paga per 10 milioni di persone che non saranno 10 milioni di persone ma meno. Il bonus IRPEF va a due velocità, i premi sono troppo variabili, scrive il quotidiano di Confindustria in prima pagina, effetti diversi fra la maggioranza dei lavoratori e le fasce più deboli, attese a fine settimana le regole di calcolo e di attribuzione dello sconto fiscale, le incognite per gli incapienti, cioè coloro che non arrivano nemmeno alla dichiarazione IRPEF, a pagare l'IRPEF, e i collaboratori. L'altro tema messo in prima pagina dal Sole 24 Ore, i debiti della pubblica amministrazione, le nuove fatture vanno a rilento, anche se accelera il saldo degli arretrati, che peraltro è una questione antica. Poi c'è un approfondimento sull'addio alle province, a tappe forzate, una corsa contro il tempo, quella che le nuove province devono ingaggiare per arrivare a fine anno al riordino imposto dalla recente legge. Entro luglio Stato e Regioni dovranno aver individuato le nuove funzioni dei nuovi enti territoriali, perché 107 province diventano 107 di nuovo, tra città metropolitane ed enti di area vasta, come li ha ribattezzati la riforma del Rio. Stato e Regioni dovranno dunque individuare entro luglio le nuove funzioni dei nuovi enti territoriali. Tra settembre e dicembre dovranno essere eletti i consigli provinciali e quelli delle città metropolitane, il presidente della provincia ed essere approvati gli statuti. Poi lo vedremo. E ci sono intanto 2,5 miliardi di euro di retribuzioni di posizione e risultato, cioè di premi aggiuntivi per i dirigenti pubblici, i numeri degli stipendi nella pubblica amministrazione. A pagina 5, lettura consigliabile perché corredata di tabelle, con la mappa degli stipendi dei dirigenti e dei magistrati. Alla Presidenza del Consiglio i dirigenti di prima fascia vanno sui 185.000 euro, quelli di seconda sui 97.000 euro. Poi ci sono i magistrati, gli avvocati dello Stato se la passano meglio di tutti, 268.900 euro, i magistrati del Consiglio di Stato a 180.000 di media e poi vedremo tutto il resto. Comunque c'è un vero e proprio tesoro che è costituito dai fondi ai dirigenti. Parte delle coperture per l'operazione IRPEF arriverà dai tagli agli stipendi dei dirigenti pubblici. Intanto però sono a disposizione 2,5 miliardi di retribuzioni di posizione e risultato, cioè di fondi aggiuntivi appunto per la dirigenza pubblica, con gli avvocati di Stato al top, 269.000 euro all'anno. E poi c'è ancora in prima pagina sul Sole 24 Ore del lunedì la questione della riduzione dei TAR, i tribunali amministrativi regionali, attualmente sono 20, saranno ridotti a 3, si domanda il Sole 24 Ore. Dal quotidiano di Confindustria, segnalabile anche per chi ne ha a che fare, la guida contenuta nell'inserto fiscale, sono 4 pagine che si possono staccare, che riguardano gli affitti. Cedolare, APE, cioè l'attestato di prestazione energetica per gli appartamenti, il registro. Ecco cosa cambia. Debutta da quest'anno la tassa piatta alla cedolare ridotta al 10%, arriva il modello RLI per la registrazione e poi la questione dell'APE, appunto, l'attestato di prestazione energetica dell'appartamento. Mentre Italia Oggi ci ricorda un'altra novità, della quale si è discusso in parte la scorsa settimana, per assumere gente che ha a che fare con i minori, a tutti i livelli a questo punto, e questa è la novità raccontata da Italia Oggi, occorre che il lavoratore porti un certificato penale. La fedina penale pulita serve a tutti i lavoratori, non solo a coloro, era nata settimana scorsa questa questione per chi ha a che fare nello sport con i minori. Chi lavora nelle società sportive con i minori deve presentare il certificato penale per attestare che non ha macchie pedofile. Ebbene, la fedina penale pulita in realtà serve a tutti, non solo a coloro che lavorano nel settore sportivo.
A prescindere dal tipo di rapporto di lavoro, chi arruola personale per attività con contatto diretto e regolare, cioè non sporadico, con i minori, deve avere il certificato penale del neolavoratore. Anche le famiglie per i domestici, colf e badanti. Quindi domestici, colf e badanti devono presentare il certificato penale. Questo appare un dato certo, scrive Italia Oggi, nella confusione dei vari chiarimenti del Ministero della Giustizia. La confusione dei chiarimenti. Simpatico ossimoro italico. L'altro dato certo è il costo del nuovo obbligo, 20 euro minimo per ogni rapporto di lavoro. A fare festa, tanto per cambiare, le casse dello Stato, che possono attendere un incasso superiore a 190 milioni di euro. Se tutti i lavoratori che hanno a che fare, compresi badanti, colf, domestici, con i minori, devono presentare il certificato penale. Un'altra questione affrontata da Italia Oggi, la questione TAR su TARES, con oggetto del contendere le tariffe di alberghi e ristoranti. I comuni possono fissare tariffe più elevate per le attività alberghiere e quelle ristorative perché potenzialmente producono più rifiuti delle abitazioni, lo ha detto la Cassazione. Prosegue il contrasto tra la Cassazione e i giudici tributari sulle scelte dei comuni che eventualmente vogliano far pagare più tassa sui rifiuti ad alberghi e ristoranti. Mentre c'è una cartina d'Italia che ci racconta sempre la solita cosa, anche a pagina 11 di Italia Oggi, sull'evasione fiscale, la regione leader è la Calabria. La diffusione dell'illegalità fiscale vede in testa la regione Calabria, pagina 11 di Italia Oggi. Il Corriere Economia invece ci introduce a un altro argomento, con Sergio Rizzo in prima pagina, vale a dire uno degli effetti del famoso Fiscal Compact, i sacrifici che dall'anno prossimo si chiamano così, li chiamano così. Sacrifici significa togliere dalla saccoccia del contribuente un bel pacco di soldi in più per in 20 anni cercare di ridurre il debito pubblico dall'attuale 135% rispetto al prodotto interno lordo fino al 60%, al ritmo di un ventesimo all'anno per la parte che eccede appunto il 60% del debito rispetto al PIL. Però c'è anche un cascame, diciamo, di questa norma. Vanno individuati 3 soggetti, i guardiani del bilancio, li chiama Sergio Rizzo, che ancora non si riescono a individuare. Giovedì scorso l'ennesimo rinvio. Le commissioni di Camera e Senato incapaci di trovare un accordo sui componenti dell'organismo indipendente di controllo che deve essere nominato dalle Camere per vigilare sul Fiscal Compact. È un'altra delle authority, chiamiamola così, sebbene composta di sole 3 persone, che vanno nominate per osservare il Fiscal Compact. Mentre a proposito di Camera e Senato, ci sono 25 sindacati pronti alle barricate contro i tagli delle retribuzioni negli organi costituzionali, cioè appunto Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale. Venerdì prossimo il Consiglio dei Ministri dovrà tagliare le retribuzioni dei dirigenti pubblici, ma da questi sacrifici resteranno esclusi i dirigenti degli organi costituzionali, cioè della Presidenza della Repubblica, Camera, Senato e Corte Costituzionale. Perché? Perché sono organi ai quali la Costituzione assegna autonomia e la legge ordinaria non può modificare i loro regolamenti e nemmeno le retribuzioni. Tutti i sindacati del pubblico impiego sono pronti a mobilitarsi contro i tagli prospettati dal governo per il resto del pubblico impiego, in prima fila le organizzazioni dei dirigenti pubblici. E sempre sul Corriere Economia di oggi, pagina 12, c'è un servizio sulle province e sulle aziende controllate dalle province e partecipate dalle province. 2000 aziende, 0 acquirenti, 1 su 3 è in rosso, le prime 20 non toccano tutte insieme il 1,5 miliardi di giro d'affari. Il presidente della provincia di Torino e dell'Unione delle Province, Saita, dice: ora servono aggregazioni fra le aziende controllate dalle province. Cosa contiene il tesoretto delle amministrazioni provinciali e che fine farà con la nuova legge? Si pone il problema il Corriere Economia, che poi si occupa anche di Lega delle Cooperative. Ora che il numero 1 è diventato ministro, Giuliano Poletti, bisogna nominare il nuovo numero 1. Per sostituire Poletti, le centrali di Lega Cooperative hanno scelto Mario Lusetti, ma senza l'ok dell'ala bolognese, e così ora una lotta all'interno del mondo cooperativista rosso. Mauro Lusetti ha fatto una carriera in Conad. Il 22 aprile il direttivo nazionale designerà ufficialmente il nuovo presidente dopo Poletti. La sua prima sfida sarà ricompattare il movimento. Il totale di fatturato delle cooperative
nei vari settori, agroalimentare, pesca, produzione lavoro, cooperazione sociale, cultura e via dicendo. Il totale del fatturato in milioni di euro sono 78 mila milioni di euro, vale a dire 78 miliardi di euro. Gli occupati 492 mila. Nel mondo delle cooperative, in questo caso rosse, del ministro Poletti. Mentre si pone un altro problema, il Corriere della Sera, pagina 15, dopo il taglio voluto dall'Europa ai costi di bancomat e carte di credito, che fa un altro passo avanti, si domanda chi si avvantaggerà della riforma, per così dire. Il taglio voluto da Bruxelles fa salire i toni della controversia tra chi, come Mastercard, sostiene che avrà un effetto boomerang e chi, come le associazioni dei consumatori, dice che invece dovrebbe favorire i consumi. Il 3 aprile il Parlamento europeo ha approvato la normativa che uniforma le commissioni interbancarie, ponendo in tutti i 28 paesi un tetto dello 0,3% sui pagamenti con carta di credito e dello 0,2% per le transazioni con carte di debito. Secondo la Commissione europea, le commissioni bancarie sui pagamenti con carta costano ai rivenditori europei 10 miliardi di euro all'anno. I circuiti leader in Europa come Mastercard hanno fatto muro sostenendo che ci saranno ripercussioni sui consumatori perché le banche scaricheranno le minori entrate aumentando i costi per i clienti. Diverse associazioni di consumatori la pensano diversamente. Vedremo. Sempre poi dal Corriere Economia di oggi c'è da segnalare anche un focus sul settore vinicolo. Made in Italy in Vino Veritas e Business. 3 cooperative, anche qui in testa alla graduatoria. Giro d'affari cresciuto del 6,6%, export del 7% a quota 5 miliardi. La classifica delle prime 88 cantine italiane. Fatturano complessivamente 4,7 miliardi, quasi la metà del totale. Il settore resta frammentato, per competere all'estero la dimensione conta. I big esportano in media il 57% del prodotto, soffre chi è molto esposto al mercato di casa. Segue classifica delle magnifiche 88 italiane che imbottigliano l'oro in cantina. Cantine Riunite e CIV prima per fatturato, Marchesi Antinori in testa alla classifica per redditività. Ma lasciamo il Corriere Economia, diamo un'occhiata anche alla prima pagina di Repubblica Affari e Finanza, prima di andare ai grandi quotidiani, insomma, per dire comunque i più diffusi quotidiani italiani. Repubblica Affari e Finanza si pone una domanda in apertura, in prima pagina. Servono davvero 19 authority? Il pezzo è di Eugenio Accorsio, parte dall'antitrust che ha fatto una piccola spending review, un taglio della spesa al suo interno. L'antitrust aveva 8 macchine di servizio fino al 2011, oggi si è ridotta a una Delta, in via di sostituzione peraltro con una Opel Astra, una Panda e 2 Punto. Quanto alle spese di funzionamento dell'autorità antitrust, sono scese da 57 a 52 milioni di euro. Anche l'IVAS, che è l'autority sulle assicurazioni, fra 2012 e 2013 ha autoridotto il suo budget da 55,6 a 54,3 milioni e siamo ampiamente sopra i 110 milioni per queste sole 2 authority di costo per il contribuente. Poi c'è l'autority per l'energia che ha aggiunto il controllo sull'acqua ma ha tagliato del 10% le spese nell'ultimo anno e altre authority vedono ridursi il loro bilancio. Perfino l'anticorruzione è scesa da 4,6 a 4,2 milioni di dotazione. Insomma, l'ombra della spending review aleggia anche sulle authority, quell'insieme di corpi amministrativi in teoria indipendenti che dovrebbero regolare, vigilare, garantire una serie di diritti e funzioni sottraendoli al controllo diretto della politica. In realtà sono farcite, in non pochi casi, di personaggi trombati nella politica, ma ad ogni modo il tutto dovrebbe garantire imparzialità e tutela al cittadino. Quante sono le authority? Quali sono realmente funzionali ed efficienti? Ci sono 19 authority, più dei ministeri. Interverremo, ha detto il Premier Renzi. Di più non ha aggiunto, scrive Repubblica Affari e Finanza. È vero che le authority sono tante, forse troppe, ma non è facile arrivare a 19 facendo un censimento ragionato delle authority. Categoria per categoria, la giungla comunque delle authority ci costa circa 1 miliardo di euro all'anno. Ecco dove tagliare. Il Premier ha annunciato che sfoltirà, ma molte sono efficienti, anzi di rilevanza cruciale per il funzionamento dell'economia in tempi di liberalizzazioni, scrive Repubblica.
Secondo poi il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, il Jobs Act di Renzi e del ministro Poletti ha una marca, la marca è quella della Nestlé. Vediamo un po' come ragiona il vice direttore in breve di Repubblica in prima pagina sull'inserto economico e finanziario del quotidiano di Ezio Mauro. Anche sul fronte del lavoro, nelle strategie del governo c'è confusione e contraddizione. Si continua a parlare di Jobs Act renziano, con un'enfasi che l'ha già trasformato in leggenda. Il testo è stato appena depositato in Parlamento ed è una legge delega, sulla quale si eserciterà il Parlamento. Nel frattempo, che succede al disperato esercito di disoccupati, inoccupati, sottooccupati e precari? L'unica cosa certa finora è il decreto legge 34, quello adottato realmente dal governo al di là degli annunci. Il decreto Poletti, insomma, che ha corretto la riforma Fornero sui contratti a tempo determinato, introducendo un'ulteriore flessibilità in entrata col meccanismo dei 36 mesi e delle 8 proroghe. Una misura non miracolosa, se è vero che nel DEF, documento di economia e finanza, si calcola un impatto sul tasso d'occupazione pari allo 0,2% e un effetto di spinta sui consumi pari allo 0,4% del PIL. A prescindere da questo, quel che si fatica a comprendere è la direzione di marcia, scrive Giannini. Nell'intervista su Repubblica, Poletti spiega a Paolo Griseri, che lo intervista, che l'obiettivo del governo è rendere più convenienti per le imprese le assunzioni a tempo indeterminato. Oggi un contratto a tempo determinato costa l'1,4% in più di uno a tempo indeterminato, è troppo poco. Se un contratto a tempo determinato costasse il 10 o il 15% in più di uno a tempo indeterminato, le cose potrebbero cambiare, ha detto il ministro del lavoro Poletti. Se io azienda, dopo alcuni periodi di assunzione a tempo determinato, mi trovo bene con un ragazzo, posso pensare che mi convenga assumerlo a tempo indeterminato, perché così risparmio. Parole sante, commenta Giannini, ma allora perché il decreto 34, lo stesso che Poletti considera uno dei pilastri della sua proposta, va esattamente in direzione contraria? Che senso ha continuare a ragionare sulla distinzione tra contratti a tempo determinato e indeterminato se nel mitico Jobs Act si contempla a regime un contratto unico a tutele crescenti? Il cortocircuito logico e politico è evidente, scrive Giannini. Quello che abbiamo notato settimana scorsa, il ministro Poletti dice che bisogna favorire i contratti a tempo indeterminato, cioè le assunzioni stabili, e poi il suo primo atto vero, il primo atto vero del governo è tutto il contrario, col decreto Poletti, appunto, il decreto 34, si aumenta la precarizzazione. Insomma, si dice una cosa nell'intervista, si fa il contrario nei provvedimenti di governo, quelli veri, quelli entrati in vigore, e stiamo parlando di un decreto. Lasciamo anche la prima pagina di Repubblica Affari e Finanza e vediamo come apre il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre con una inchiesta di cui dà conto Fiorenza Sarzanini sulla sanità. Truffe per 1 miliardo, la cifra è perfino bassa, a dire il vero. Comunque, dagli appalti ai falsi ricoveri, alle esenzioni dai ticket, il rapporto della Guardia di Finanza sul danno allo Stato, interventi estetici rimborsati come tumori. 1 miliardo di euro di danni, più di 700 funzionari infedeli, sta in queste due cifre il significato drammatico, scrive il Corriere in prima pagina, del rapporto della Guardia di Finanza sulle truffe al Servizio Sanitario Nazionale, rapporto basato sui controlli 2013, un trend che continua anche nei primi mesi di quest'anno e che ha potuto prosperare grazie a irregolarità di medici e di operatori, spesso d'accordo con i pazienti e gli agenti assicurativi, ma anche con le società farmaceutiche e le aziende private che si occupano di commercializzare i macchinari. Si va dai falsi ricoveri agli interventi di chirurgia estetica rimborsati come operazioni per i tumori. Truffe record e frodi alla sanità è la carica delle false esenzioni, scrive il Corriere, che dà conto di questa inchiesta a pagina 2 a pagina 3. Stimato un danno erariale di 1 miliardo di euro, interventi di chirurgia estetica presentati come salvavita, 1173 le persone denunciate per un valore che supera i 23 milioni di euro. Nei primi 2 mesi 2014 segnalazioni per 150 milioni di euro. Nell'ultimo rapporto della Guardia di Finanza spuntano accordi tra medici, pazienti e compagnie di assicurazione e a Vibo Valentia indennità da primato in Calabria, premi per la produttività. Soltanto sulla carta i fondi sono stati usati per elargizioni non giustificate dai risultati ai manager, per così dire, della sanità calabrese, che è un mondo a parte come l'omicidio Fortugno
confermò, e le successive analisi contenute in un rapporto curato dal prefetto Basilone e poi secretato perché era una mappa troppo precisa della penetrazione dell''ndrangheta anche nella gestione, oltre che degli appalti sanitari, della vita concreta di ASL e ospedali. A centropagina invece abbiamo un'altra questione che vedremo largamente dominante sulle prime pagine dei giornali di oggi, vale a dire le nomine in Eni, Enel, Poste, Finmeccanica, Terna e via dicendo, le società pubbliche. Il giorno della verità oggi, scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, per le nomine ai vertici delle grandi aziende pubbliche, un appuntamento fondamentale anche per il governo Renzi alle prese con un atto che più di tanti può connotare l'esecutivo. La notte è trascorsa in trattative convulse sulle varie caselle, Eni, Terna, Finmeccanica, Enel. Proprio l'azienda elettrica Enel sarebbe lo scoglio più ostico per la scelta del sostituto dell'attuale amministratore delegato Fulvio Conti. L'impronta che il governo Renzi ha voluto dare sta nell'azzeramento di tutti i responsabili attuali e nell'aumento del numero delle donne al vertice di aziende controllate dallo Stato. I vertici delle holding di Stato sono tutti ultra 65enni, con l'eccezione del 50enne amministratore delegato di Terna, Flavio Cattaneo. La somma delle liquidazioni di questi manager che se ne vanno si aggirerebbe sui 25 milioni di euro, cioè saluti Ascaroni e compagnia cantante con 25 milioni di euro di buonuscita. Intanto il centrodestra è scosso da die e polemiche, il giovane Bonaiuti lascia Forza Italia, è una giovane speranza del giornalismo e della politica italiana, e se ne va Bonaiuti con Alfano. Giorni difficili per il centrodestra, in particolare per Forza Italia, scrive il Corriere in prima pagina. Le prossime europee portano alla luce le tante divisioni interne a Forza Italia. Ieri l'addio di Paolo Bonaiuti, che per 18 anni è stato portavoce di Berlusconi, è stato ormai messo da parte. Se ne è risentito, così Bonaiuti lascia Berlusconi, l'ex cavaliere, e sceglie Alfano e il suo nuovo centrodestra. Di europee parla anche in un'intervista televisiva il presidente Napolitano. Il presidente Napolitano ha sentito il dovere di intervenire ieri in TV, ovviamente da Fabio Fazio su Rai 3, per far sapere che se vinceranno gli euroscettici, l'Unione Europea non si fermerà comunque. Dunque far sapere al popolo italiano votante che non bisogna sentire le sirene degli euroscettici, bisogna votare pulito. Sempre poi dalla prima pagina del Corriere della Sera, Angela Merkel, una vacanza normale a Pompei, paga il biglietto per sé e per la scorta. È il suo stile, scrive il Corriere in prima pagina con Paolo Lepri. I tedeschi ci sono abituati, ma agli italiani fa ancora una certa impressione che Angela Merkel si muova come una normale turista, accompagnata dal marito con uno zainetto sulle spalle, dove probabilmente vengono custodite le giacche a vento e una bottiglia di acqua minerale. E per concludere, dalla prima pagina del Corriere della Sera, quelle provette e il diritto di vivere, sospetto scambio di embrioni a Roma, aspettano i gemelli di un'altra coppia. Clamoroso scambio di embrioni all'ospedale Pertini di Roma. Dal 4 dicembre scorso una donna porta in grembo i gemelli di un'altra coppia. Lo dice un test genetico fatto dalla signora che si è sottoposta a un trattamento di procreazione medicalmente assistita. La donna è sotto shock ma ha già detto che farà nascere comunque i bambini. Abortire per il motivo che il DNA del feto non è il medesimo dei genitori sembrerebbe inspiegabile e irragionevole, scrive Isabella Bossi Fedrigotti commentando sul Corriere della Sera. Quei due gemelli sono bambini di tutti, figli nostri, delle conquiste della nostra scienza, nonché del nostro ostinato desiderio di paternità e di maternità. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e brevissimamente andiamo in cronaca milanese perché domina una questione che non è soltanto milanese, ovvero SEA, gli aeroporti milanesi, ma anche un'altra questione che pone per esempio l'assessore alle politiche sociali della Giunta Pisapia, Maiorino del PD. Le competenze sulla sanità ora passino alla città metropolitana, sarebbe una sottrazione di compiti e di risorse enorme per Regione Lombardia, dalla Regione al Comune di Milano, anzi alla città metropolitana, però in pratica il numero uno della città metropolitana sarebbe comunque il sindaco di Milano, nel caso specifico Pisapia. Le competenze sulla sanità ora passino alla città metropolitana, dice Maiorino. Per la verità il disegno di legge di riforma costituzionale presentato da Renzi dice che le competenze sulla sanità nella sostanza ritornano
allo Stato centrale a Roma. Però c'è sempre tempo per modificarlo il disegno di legge di riforma costituzionale e dire che le competenze sulla sanità nel caso di città metropolitane se le tengono i sindaci del capoluogo, in sostanza, cioè Fassino e Pisapia. Le istituzioni devono essere più vicine ai cittadini, dice Maiorino per giustificare questa idea. In cronaca lombarda poi c'è da segnalare un'altra bruttissima storia. Da Somma Lombardo, Varese, nel Varesotto, picchiato alla testa dai banditi, un anziano è stato ucciso nella propria casa, come si dice la villetta. Orrore nel Varesotto, la moglie scopre il corpo in una pozza di sangue, l'uomo massacrato per rubargli soltanto un po' di soldi. Colpito con violenza più volte al capo, in diverse parti del corpo con un soprammobile, è morto così Antonino Faraci, 72 anni, trovato l'altra sera senza vita in una pozza di sangue dalla moglie appena rientrata a casa. Una scena orribile per la donna che ha urlato cercando aiuto. Me l'hanno ammazzato, urla disperate che hanno richiamato i vicini. Nella bella villetta schiera in via Briante 199 a Somma Lombardo, Varese, il piccolo giardino ben curato, una rapina si è conclusa con delitto. A terra in sala Antonino Faraci, pensionato, invalido da qualche anno, 72enne, di cui non ha avuto alcuna pietà il o i malviventi che lo hanno colpito più volte prima di darsi alla fuga, dopo aver prelevato dall'abitazione una somma di denaro contante di modesta entità ancora da definire. Appena lanciato l'allarme, sono arrivati i carabinieri e gli uomini della scientifica. Non è da escludere che ad agire non sia stata una persona sola. L'ipotesi a cui stanno lavorando gli inquirenti è quella della rapina finita male. Non sarebbe esclusa quella di un furto su commissione. Sembra che chi ha ucciso il signor Faraci sia entrato nell'abitazione dalla porta che non sarebbe stata chiusa a chiave. Non sono stati trovati segni di scasso. In casa c'era il pensionato che era stato dimesso da poco dall'ospedale dopo un intervento chirurgico. Forse, alla vista del o dei malviventi, il signor Faraci ha inutilmente tentato una reazione. È stato colpito con violenza con un soprammobile trovato nell'abitazione dall'assassino. Nessuna pietà di fronte a una persona anziana, disabile e con problemi di salute. La mano che ha compiuto il delitto ha colpito più volte sulla testa e sul corpo, lasciando poi la vittima morente sul pavimento. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini, ma sembra che nessuno l'altra sera abbia notato presenze sospette. La famiglia di Antonino Faraci era già stata colpita da una tragedia 3 anni fa. In un incidente stradale a Cassano Magnago era morta una nipote di 17 anni. E vediamo a proposito dell'altra questione, quella che vi dicevo dominare oggi in cronaca lombarda, ma non è solo questione di cronaca lombarda, quella dei cieli, della SEA, che controlla gli aeroporti milanesi. Il governo fa pagare a Milano il salvataggio di Alitalia. Un danno anche per l'Expo, scrive per esempio su Il Giornale Carlo Maria Lo Martire. Le condizioni poste dal futuro padrone di Alitalia, il vettore aereo degli Emirati Arabi Etihad, per comprare una società privata all'Italia, affonderanno Linate e Malpensa, che sono invece dei cittadini milanesi e lombardi. All'Italia o SEA, Fiumicino o Malpensa, scrive Lo Martire. Per il governo e i sindacati la sopravvivenza e i problemi di occupazione di un carrozzone, tra l'altro privato, romano, contano più della sopravvivenza e dei problemi di occupazione di una società pubblica lombarda, la cui maggioranza è del comune di Milano, cioè dei milanesi. Era chiaro fin da quando il salvataggio provvisorio della ormai di fatto fallita Alitalia avvenne con il sacrificio di Malpensa a favore di Fiumicino, scalo gestito da Aeroporti di Roma, società privata anch'essa e controllata dalla famiglia Benetton. Fu il famoso dehubbing, cioè il depotenziamento come hub, come scalo internazionale dello scalo di Malpensa, una mazzata a cui né il governo né i sindacati si opposero. E la Lega oggi fa la voce grossa. Dunque Etihad, aspirante nuovo padrone arabo della compagnia ex di bandiera all'Italia, per mettere mano al pingue portafogli e comprare il 40% almeno di Alitalia, pretende che Malpensa sia ridotta a scalo merci, esige la liberalizzazione di Linate per portare il traffico intercontinentale su Fiumicino e Abu Dhabi, ma anche Parigi, Francoforte, Madrid e Berlino. Non c'è problema, anche se siamo a un anno dall'Expo, mentre sono in corso lavori di ristrutturazione
e ampliamento di Malpensa per sistemarci solo dei container in futuro? Dopo che è stato realizzato il terzo satellite, mentre si costruiscono grandi alberghi e parcheggi, mentre si intensificano i collegamenti da Milano e si aspetta l'arrivo della Pedemontana, si prospetta per Malpensa un futuro da scalo merci e basta, niente più passeggeri. Che bella trovata in vista dell'Expo. La struttura aeroportuale Malpensa finora è già costata 1,5 miliardi di euro, senza contare infrastrutture di collegamento, treni, autostrade e superstrade. Un investimento colossale che governo e sindacati hanno evidentemente deciso di buttare in una roggia, ma che in realtà andrebbe computato nel costo complessivo del salvataggio di Alitalia. Per non parlare del Comune di Milano. Qualcuno ha sentito la voce di Pisapia sull'argomento? O dell'ineffabile assessore ai trasporti Maran, impegnato solo nella distribuzione di biciclette e nella realizzazione di creative aree pedonali qua e là. Niente, neanche un flebile lamento, eppure dovrebbero preoccuparsi, scrive sul giornale Carlo Maria Lo Martire, del fatale deprezzamento di un bene tanto importante per il bilancio del comune che della SEA possiede quasi il 55%. Quanto vale oggi davvero la società che gestisce la sacrificata Malpensa? Certo molto meno di quanto valeva quando nutriva ambizioni da aeroporto intercontinentale. Di quanto il suo valore e il suo fatturato continueranno a calare per il declassamento. Comprensibile, conclude Lo Martire, la decisione del governatore Maroni di sospendere le trattative col comune per l'ingresso della regione Lombardia nell'azionariato della SEA. Di quale SEA? Pisapia dovrebbe fare due conti sul danno che questa brutta china produrrà prima al patrimonio del comune, con la svalutazione del suo bene principale, la SEA, che controlla gli aeroporti appunto di Malpensa e Linate, e poi ci sarà danno anche per il bilancio del comune di Milano con il ridimensionamento del dividendo. Sono conti che dovrebbe fare anche un sindacato responsabile e non corporativo, che al momento non c'è, ma che dovrebbero interessare molto a tutti i milanesi, continuamente chiamati da questa giunta a risolvere i problemi di bilancio con tasse e tariffe. Dovremmo forse pagare anche il deprezzamento della SEA? Dopo il danno, la beffa, conclude Carlo Maria Lo Martire sul giornale. Dal giornale andiamo però alla prima pagina della Stampa, sulle nomine negli enti pubblici, anzi nelle società controllate o partecipate dallo Stato. Renzi vuole più donne, titola il quotidiano torinese. In ballo i vertici di Eni, Enel, Poste, Terna e Finmeccanica, le scelte comunicate a mercati chiusi. E poi c'è un altro argomento che la Stampa affronta in vista del voto per le prossime europee. Presenti ma poco efficaci, ecco promossi e bocciati al Parlamento europeo. Gli italiani sono presenti, migliorano, ma non riescono a fare squadra. Tra i più seguiti, al secondo posto dopo David Sassoli, tra gli europarlamentari più seguiti, Matteo Salvini, che precede Sonia Alfano, Lara Comi e Sergio Cofferati. Dalla prima pagina della Stampa però andiamo a Repubblica. Qui c'è un'intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Del Rio, che parla di parità di genere, cioè uomini e donne anche nelle nomine per le società pubbliche. Oggi il governo decide, e poi spiega come assicureremo i fondi per i famosi 80 euro di detrazione in busta paga. Poi lo vediamo. Mentre, sempre dalla prima pagina di Repubblica, Ilvo Diamanti, sociologo, prevede per le prossime europee una partita a due nelle urne. Non ci sono ancora dati attendibili in vista delle europee, stimare le scelte di voto con tanto anticipo è difficile e anche rischioso. Basti l'esempio delle elezioni politiche 2013, dove Berlusconi era dato per morto invece sopravvissuto. Fare pronostici è molto insidioso, scrive Diamanti, però sostanzialmente prevediamo una corsa a due, che è quello che in sostanza dicono tutti, quindi non c'è nessuna novità sostanziale nel pezzo di Diamanti. Mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica c'è una notizia che viene da Padova. SOS rapine, Padova chiama poliziotti romeni. Contro i romeni che rubano o svaligiano case e negozi nasce l'idea di utilizzare funzionari del consolato e poliziotti della Romania. Guardie e ladri, insomma, parleranno la stessa lingua. Il sindaco si è rivolto all'ambasciata, che ha inviato una task force, il sindaco di Padova naturalmente. Quasi 100 vetrine sfondate dall'inizio dell'anno a Padova, furti e rapine opera di pregiudicati dell'Est difficili da individuare,
E così il sindaco di Padova ha deciso di rivolgersi all'ambasciata di Bucarest, che ha scelto di inviare una task force di specialisti. Troppi crimini, poliziotti romeni, pensateci voi, è il messaggio che parte dal sindaco di Padova. Per alcune bande di nostri connazionali l'Italia è il paese dell'impunità, dicono i poliziotti romeni. Questa storia deve finire. Dall'inizio del 2014 si sono verificate 100 spaccate di vetrine nel Padovano, secondo Confesercenti il 46% in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Contro il dilagare di rapine e furti, spesso commessi da cittadini dell'est europeo, i commercianti hanno reagito organizzando ronde notturne. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, definisce Padova troppo permissiva. Da qui l'idea poi di collaborare con le autorità romene. Ma voi che fate contro i romeni che rubano o svaligiano case e negozi? È appena finita la messa ortodossa nella zona industriale di Padova, è giorno di festa, la comunità romena ha appena acquistato l'edificio sacro e a porre quella domanda non sono i leghisti, ma l'ambasciatrice della Romania in Italia, scrive Repubblica, Dana Constantinescu, insieme al console generale di Trieste, Cosmin Dimitrescu. Non vogliamo, dicono i due diplomatici, che pochi delinquenti danneggino la vita di migliaia di donne e uomini romeni che qui da voi lavorano onestamente. Nasce così l'idea di utilizzare funzionari del consolato e poliziotti della Romania nella lotta contro i ladri e i rapinatori arrivati da Bucarest e dintorni. La proposta, dice Ivo Rossi, sindaco reggente di Padova, mi è piaciuta subito, ne ho parlato col questore e il prefetto, fra pochi giorni passeremo alla fase operativa. Vediamo anche la prima pagina del Secolo XIX di Genova. Qui c'è una inchiesta di Matteo Indice su una frazione di coloro che hanno fatto il bello e il cattivo tempo a Roma sabato. Dietro i Blue Block, è la nuova sigla, il racket delle case occupate. Sabato una manifestazione organizzata a Roma dai movimenti per la casa si è trasformata in scontro violento con le forze dell'ordine. Dietro l'ultima fiammata di guerriglia, scrive Matteo Indice sul quotidiano genovese, non c'è solo il confronto-scontro con la polizia di una branca dell'antagonismo che nella fame di case trova un brodo di coltura, anzi, l'originario movimento per la casa, per come si è strutturato negli ultimi 18-24 mesi, dice una qualificata fonte investigativa al Secolo XIX, l'originario movimento per la casa è molto lontano dalla violenza che sanno esprimere altre frange e penso in primo luogo ai Blue Block che hanno fatto la propria comparsa sabato nella piazza di Roma provenendo dal nord-est, dice l'investigatore, oppure a certe componenti NOTAV che vediamo letteralmente combattere contro il progetto della ferrovia ad alta velocità. Il punto è preoccupante e ha un respiro nazionale in vista dei prossimi mesi, dice l'investigatore, la fonte investigativa consultata dal quotidiano genovese. I leader romani che manifestano contro sfratti, appartamenti sfitti o locazioni insostenibili sono abituati a trattare, spesso con le forze dell'ordine, ma la partecipazione crescente alle loro iniziative, non più relegate all'ambito locale e capaci di guadagnare i primi posti nell'agenda dell'antagonismo italiano da nord a sud, le rende molto più permeabili a infiltrazioni che magari non hanno la casa fra le priorità, si faranno sentire al prossimo giro e la cui provenienza può sembrare ambigua. Le scene di guerriglia che hanno paralizzato Roma l'altro giorno sono lette come un episodio tutt'altro che estemporaneo e destinato a ripetersi. I nuovi casseur, scrive il quotidiano genovese, hanno trovato casa. I movimenti di lotta per gli alloggi guadagnano consensi, incontrollabile il rischio di infiltrazioni. Mentre è il super euro a impedire la ripresa economica, scrive, cambiando argomento nella pagina economica del Secolo XIX di Genova, Marco Provvidera, che mette in fila gli entusiasmanti dati dell'Italia. È la terza economia dell'area dell'euro, l'Italia, ha dovuto rivedere al ribasso la crescita dell'economia, del prodotto interno lordo, a un misero più 0,4% per quest'anno. C'è stata una crescita record della disoccupazione al 13%, quando su scala eurozona è dell'11,9%, inflazione in Italia ancora più bassa della media dell'area euro, già deflazionista, debito pubblico più alto di quasi 4 punti dall'inizio della cura di Mario Monti.
senza dimenticare i costi sociali altissimi e la completa asfissia dell'economia reale. L'insufficienza di misure sulla spesa pubblica improduttiva, accompagnata da un accanimento fiscale scriteriato, che ha avuto l'effetto di deprimere la domanda e rendere impossibile la vita alle imprese produttive, è stata la ricetta sicura per una depressione economica che le analisi internazionali prevedono di lungo periodo, cioè siamo nella melma e ci resteremo per lungo tempo, in virtù del fatto che non si è tagliata la spesa improduttiva, si sono solo aumentate le tasse in maniera esagerata, a partire dalla cura di Mario Monti in avanti, scrive Provvidera nella sua analisi sul secolo XIX. Al picco della crisi nel 2012, uno schema legale ai limiti del suo mandato consente alla Banca Centrale Europea di acquistare direttamente titoli pubblici di un paese a rischio insolvenza, e ciò ha permesso di evitare una richiesta di salvataggio dell'Italia e quindi salvare l'euro. Quasi 2 anni dopo, lo scenario è diverso, conclude Provvidera sul secolo XIX. Da un lato si è in parte dissipato il pericolo di sfiducia sulla solvibilità dei paesi dell'area ad alto debito. Dall'altro l'euro dimostra una resistenza che si traduce in un ulteriore problema per la ripresa. Singolare la frase, cioè l'euro dimostra una resistenza, cioè rimane in vita, e ciò si traduce in un ulteriore problema per la ripresa economica. Il vero rischio dell'eurozona è quello deflazionistico, di prolungata stagnazione. La manovra al ribasso della Banca Centrale Europea sul tasso di interesse a novembre è stata tardiva. Non basta più. Il super euro impedisce la ripresa economica, cioè il fatto che esista l'euro, sostanzialmente tradotto, impedisce la ripresa economica. Mentre, per la cronaca, brutte notizie per i disabili genovesi, una stangata sulle cure ai disabili, la regione, presidente Burlando, cambia le regole, l'allarme delle associazioni. Pagheranno una retta giornaliera le famiglie con redditi tra 10.000 e 40.000 euro. 10.000 famiglie liguri devono fare i conti con disabili gravi o non autosufficienti. 2.400 le firme già raccolte per protestare contro la delibera della regione Liguria che cambia le regole dei contributi. La rabbia dei familiari. Con questi balzelli ci costringono a diminuire le sedute di terapia. E infine, sempre dal quotidiano genovese in cronaca locale, l'ultima segnalazione: scuole a pezzi, quelle della provincia di Genova in questo caso, mancano 32 milioni di euro, iscrizioni a rischio, un viaggio negli edifici scolastici. Una commissione deciderà il numero massimo di studenti in ogni istituto per rispettare le norme di sicurezza, ma non ci sono soldi per gli interventi. 32 milioni i soldi che servono per sistemare le scuole gestite dalla provincia di Genova, tetti, facciate, serramenti, e adeguarle alle norme antincendio, di cui quasi 4 milioni per interventi definiti urgenti. 72 gli edifici scolastici sparsi fra Genova e altri 9 comuni della provincia che ospitano 86 attività scolastiche. Tu continui a tagliare, taglia sugli enti locali, sono a rischio perfino le iscrizioni. Ma va tutto bene, dice Madama la Marchesa, cioè Lorenzo Binismaghi, ex membro della Banca Centrale Europea, ex componente del Consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea, intervistato dal Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. L'Italia deve rispettare i vincoli di Bruxelles, così sarà più forte, dice Binismaghi. Abbiamo visto come il rispetto di determinati vincoli ci abbia reso più forti tutti nel giro degli ultimi 4-5 anni, 3-4 anni, vogliamo partire dal 2011 per comodità, da quando abbiamo cioè governi presidenziali. L'Italia rispetta i vincoli, e il Presidente ieri è tornato su questo tema. Dovete votare per i partiti, in sostanza ha detto Napolitano, che dicono sì all'Europa. Non seguite le sirene degli euroscettici, ha detto il Presidente della Repubblica, perché non contano nulla, si andrà avanti comunque, il percorso è irreversibile, come ha detto Gian Mario Draghi e tanti altri. Anche Napolitano ha voluto ribadirlo, che non c'è possibilità di scelta, non possiamo tornare indietro, ha detto Napolitano. Sul Fiscal Compact, aggiunge invece il banchiere Lorenzo Binismaghi, ex componente del Consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea presieduta da Draghi, sul Fiscal Compact sono state dette molte falsità. Possiamo farcela, dice Binismaghi. Lui di suo non avrà problemi, perché è di ottima famiglia, con ottimi redditi e garanzie, però
tirar fuori 50 miliardi all'anno in più rispetto a quelli che già sborsiamo non sembra proprio una passeggiata di salute. Secondo invece il dottor professor Binismaghi, ce la facciamo tranquilla, possiamo farcela. Sul fiscal compact sono state dette molte falsità. Presidente Binismaghi, chiede Pino Di Blasio, che intervista il banchiere per conto del quotidiano nazionale Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione. Tra le 33 false verità sull'Europa, è il titolo del libro di Binismaghi, qual è la più falsa? Ce ne sono tante, risponde il banchiere. Quella che si sente ripetere di più riguarda il fiscal compact. Secondo la Vulgata, cioè il popolo bue, richiederebbe una manovra di bilancio restrittiva per 50 miliardi all'anno. Se fosse vero, strozzerebbe l'economia italiana. Fortunatamente non è così. Il fiscal compact, spiega Binismaghi, richiede una riduzione del debito di circa 3,5 punti percentuali all'anno rispetto al prodotto interno lordo, il PIL, ma tiene conto delle circostanze specifiche, inclusa la crescita inferiore a quella potenziale. Per questo motivo bisogna guardare al disavanzo pubblico al netto degli effetti ciclici, che deve essere inferiore allo 0,5%. Il disavanzo strutturale oggi è di circa 0,7%, per cui la manovra per rispettare il fiscal compact sarebbe al massimo di 5-6 miliardi e una tantum, non ogni anno, presupponendo naturalmente che si continui a crescere così poco, perché così almeno il PIL rimane tranquillo. Abbiamo ancora 2 anni per adeguarci, dice Binismaghi. Fiducia è la parola chiave per il prossimo decennio. L'Europa accettò che la Germania sforasse i vincoli di bilancio perché si fidava delle riforme di Schröder. La Germania vinse, ma il cancelliere perse le elezioni. Fare le riforme, osserva il banchiere, può essere costoso politicamente, soprattutto se vengono rimandate nel tempo, ma senza riforme non c'è crescita, il debito diventa insostenibile. C'è il pericolo di una deriva anti-europea dopo le elezioni del 25 maggio? La deriva anti-europea, risponde Binismaghi, nasce dalla tendenza populista a cercare un nemico esterno invece di assumersi le proprie responsabilità. Questa tendenza non viene contrastata dalle forze più tradizionali, responsabili delle politiche degli anni precedenti, che sembra abbiano paura di ristabilire la verità. E la verità è che i problemi dell'Italia non nascono dall'Europa, ma da noi stessi. Il ritorno alla lira farebbe aumentare il prezzo della benzina e di tutti i beni importati, ma anche i tassi di interesse sul debito pubblico, e richiederebbe una manovra correttiva. Ci sarebbe una fuga di capitali, perché i risparmiatori vorrebbero proteggere i loro investimenti e il sistema finanziario italiano rischierebbe il collasso. Il vantaggio competitivo durerebbe poco, come in passato. Insomma, uno scenario da incubo. Il ritorno alla lira. Sembra incredibile che qualcuno possa preconizzare l'uscita dall'euro come rimedio di tutti i mali. Per chi invece volesse approfondire le ragioni dell'uscita dall'euro, basta euro.org il sito, vi scaricate il manuale e poi stamani è possibile riascoltare l'incontro che si è tenuto a Bergamo ieri al Liceo Mascheroni. Comunque, non crede che il ruolo della BCE sia ancora più decisivo? La convincono le riforme annunciate dal Premier Renzi e il suo slogan "Un'Europa migliore, non più Europa"? Certo, un'Europa migliore, dice Binismaghi, è proprio quel che scrivo nel mio libro, ma ciò dipende anche dalla credibilità dei singoli paesi. Ce la farà l'Italia a rispettare i vincoli? Il rispetto del fiscal compact è non solo fattibile, ma anche necessario, conclude il banchiere, per far recuperare credibilità al nostro paese e ridurre il debito pubblico. Il debito è la palla al piede, finché non scenderà in modo deciso rimarremo sotto osservazione. Intanto, a proposito di debito e finanza pubblica, un documento di economia e finanza, un DEF sprint o un DEF stangata fiscale? Secondo l'ufficio studi di Unimpresa, le riforme del governo Renzi non saranno a costo zero, ma determineranno la necessità di maggiori entrate fiscali, cioè stangata, per 3,8 miliardi già quest'anno, 6,4 nel 2015 e circa 10,1 per ciascuno dei 3 anni successivi. In totale, nei prossimi 5 anni, famiglie e imprese potrebbero pagare più tasse per circa 44 miliardi di euro, sulla base di ciò che contiene il famoso DEF, cioè il documento di economia e finanza approvato dal governo insieme al PNR, il Piano Nazionale Riforme. Vediamo la prima pagina dell'Unità, intanto con
Napolitano intervistato in TV da Fazio, i giovani non paghino per noi, riassume l'Unità virgolettando il titolo d'apertura. Ridurre il debito, ha detto il capo dello Stato italiano, è un dovere verso le nuove generazioni. L'Europa non è solo austerità, ha detto Napolitano, non possiamo tornare indietro. È irreversibile, insomma, reggerà l'Europa anche agli euroscettici. I giovani non paghino per colpe loro. Il debito, il debito da ridurre, le riforme, eccetera, ha detto Napolitano, non le dobbiamo fare per l'Europa, le dobbiamo fare per i nostri figli, che è una delle classiche frasi del premier Renzi. Il capo dello Stato, intervistato da Fazio, scrive l'Unità, deluso dall'incapacità dell'Europa di reagire alla crisi e di frenare la disoccupazione, se gli euroscettici crescessero sarebbe ancora più faticoso, ma l'Unione Europea non si ferma comunque, ha detto Napolitano, non possiamo tornare indietro, ridurre il debito pubblico per non lasciare il fardello a chi resta. Il fardello sono i pagamenti degli interessi per 80 miliardi ogni anno. Per quanto riguarda invece le nomine, l'attuale amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, l'ex compagno della CGIL Mauro Moretti, è spuntato a sorpresa come possibile presidente di Finmeccanica. Il manager era stato dato anche per possibile entrante nella compagine del governo Renzi, ricorda l'Unità. Quanto alle donne che andranno a dirigere o entreranno nelle società partecipate dallo Stato, quelle grosse però Eni, Enel e via dicendo, c'è il nome di Emma Marcegaglia, ex numero 1 di Confindustria, che è stato fatto per i vertici dell'Eni. Rientra nelle quote rosa volute da Renzi, scrive l'Unità, ma c'è chi ha evidenziato il possibile conflitto di interessi con l'azienda di famiglia. Beh, insomma, se non è un problema il conflitto di interessi di Poletti come numero 1 delle cooperative, ministro del lavoro, o quello di Federica Guidi al Ministero dello Sviluppo Economico, insomma no, che problema c'è per Emma Marcegaglia? Mentre si fa il nome della ricchissima avvocata, ex ministra della giustizia del governo Monti, Paola Severino, potrebbe essere anche lei scelta e in pista per l'Eni, anche lei. I clienti del suo studio legale però potrebbero rivelarsi un ostacolo per il rischio di conflitti di interesse, che è una questione che in Italia assolutamente non esiste, quindi non si vede perché l'Unità debba citarla, sebbene in un trafilettino. Non esiste, non c'è il conflitto di interessi in Italia, perché altrimenti il paese sarebbe quasi spopolato sostanzialmente. Comunque, a pagina 7 invece c'è l'articolo firmato da Carlo Buttaroni, presidente della Tecne, che propone ogni lunedì il suo osservatorio. Laureati, disoccupati, scoraggiati. Dal 2008 al 2012 il tasso di disoccupazione dei laureati di primo livello è cresciuto di 11 punti. Dal dopoguerra quella tra i 25 e i 40 anni è la prima generazione che non può migliorare la propria posizione rispetto ai propri genitori. Anche questa è un'analisi che abbiamo già sentito, a dire il vero, ma che ciò non di meno risulta essere abbastanza realistica. Intanto il cardinale di Milano Angelo Scola, durante la messa per la festività delle Palme, ha parlato degli immigrati come degli artefici del futuro della città di Milano e della sua nuova fisionomia. Il cardinale Scola si è rivolto anche a un gruppo di stranieri da tempo residenti a Milano che hanno partecipato alla processione con gli ulivi. Guardando ai dolorosi conflitti e alla violenza ancora oggi diffusi, il nostro cuore è preso da sgomento, ma non perdiamo la speranza, ha detto Scola. Ne è segno il fatto che siamo convenuti qui in Duomo, provenienti dalle molte nazioni che abitano Milano, e ne stanno costruendo il futuro e la nuova fisionomia, per affidare a Gesù la supplica per la pace. Il ramo di ulivo o di palma che esporremo nelle nostre case sarà un segno che vogliamo essere uomini di pace. Il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha detto che chiederà un incontro al cardinale Scola per dirgli, afferma Salvini, che il futuro della città di Milano è in mano in primo luogo ai milanesi, agli italiani e anche agli stranieri che però sono ospiti, ha detto Salvini. Con ciò lasciamo anche il quotidiano L'Unità, anzi un'ultima segnalazione per Malpensa, una storia di occasioni mancate, l'articolo di Laura Matteucci a pagina 13, da Etihad un piano per Alitalia che ridimensiona Malpensa. Il ministro Lupi incontra i sindacati, rinviato a mercoledì il vertice del Consiglio di amministrazione.
Vediamo però anche la prima pagina del giornale, se facciamo in tempo, sì, abbiamo un paio di minuti. Polizia stufa di prenderle, titola il giornale, dopo la guerriglia di Roma. Lo sfogo degli agenti, ora basta. Magistrati in piazza con noi per arrestare i violenti, dicono gli agenti di polizia, e i dirigenti statali dichiarano guerra a Renzi. Non ti votiamo. L'ennesima guerriglia urbana con i Blue Bloc scatenati a Roma contro le forze dell'ordine è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il SAP, sindacato di poliziotti, ha detto basta e ha invitato i magistrati a scendere in piazza al fianco degli agenti durante i cortei. Intanto anche i funzionari della pubblica amministrazione si schierano contro Renzi. C'è poi un primo piano del giornale, l'articolo, l'intervista è di Gian Michalessin. 10 anni fa Fabrizio Quattrocchi, contractor genovese, fu ucciso da Al-Qaeda. Abbiamo dimenticato come è morto un italiano, dice l'ex compagno di prigionia in Iraq. Intervistato oggi sul giornale da Gian Michalessin. Si tratta di Salvatore Stefio, l'ex compagno di prigionia in Iraq di Quattrocchi. Eroe scomodo dimenticato da 10 anni, dice l'ex compagno di Quattrocchi Stefio. Fabrizio Quattrocchi fu ucciso dagli insorti nel 2004, ignorato dalla stessa patria a cui ha dedicato gli ultimi istanti di vita. Fu medaglia al valore, ma oggi a ricordarlo saremo solo i suoi 3 amici e la sorella, dice Salvatore Stefio. Vediamo la pubblicità, poi vediamo Nicola Porro che elogia la ministra dello sviluppo economico Guidi, che prova a smontare le lobby. La ministra dello sviluppo Federica Guidi cerca 1,5 miliardi per tagliare la bolletta alle imprese, sfidando interessi consolidati. Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi che difendono Marcello Dell'Utri. E in prima pagina l'intervista di Stefano Lorenzetto a Paolo Becchi, il professore dell'Università di Genova, filosofo grillino, che ha scritto un pamphlet dal titolo Colpo di Stato permanente. Vi spiego il golpe infinito di Napolitano, dice il grillino Becchi. Fini, lo spread e il sesso usati per far fuori Berlusconi. Il colpevole sta al Quirinale. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefin da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefin.com. Missione possibile. Il trasloco
pagate solo €1, pagherete solo il controllo annuale. 800 85 84 45. Bene, torniamo alla prima pagina del giornale con appunto il pezzo di Vittorio Feltri, brevemente sul caso Dell'Utri, concorso esterno in persecuzione. Dell'Utri domani giudicato dalla Cassazione, su di lui incombe una condanna a 7 anni di prigione, dietro le sbarre non ai servizi sociali, processo che cominciò nel 94, 20 anni per giudicare un uomo sono troppi, viene da pensare che sulla sua colpevolezza non vi fossero né vi siano molte certezze, ma in Italia usa così. Con l'avvicinarsi del giorno decisivo, martedì 15 aprile, l'imputato se n'è andato a Beirut, dice lui, per motivi di salute. Difficile credergli, sospetto che non abbia nessuna voglia di finire in galera, mi sembra credibile, ma come si fa a dar torto a Dell'Utri se da 4 lustri vive nell'angoscia, sbatacchiato da un tribunale all'altro, con la prospettiva, scrive Vittorio Feltri, del gabbio? Sulla sua persona tira un'aria cattiva, insomma, rifugiarsi in Libano è stata la scelta giusta, dice Feltri. Comprensibile che Dell'Utri non voglia finire in cella, il reato assurdo del concorso esterno non sarà riconosciuto per l'estradizione. L'altro commento è quello di Vittorio Sgarbi: in Italia non ha scampo, la condanna è già scritta, condanna scritta senza l'ombra di prove. I benpensanti di sinistra hanno sentenziato è antropologicamente mafioso, ma da 20 anni non c'è uno straccio di prova contro di lui. Lasciando la prima pagina, dicevamo, c'è in primo piano la questione dei poliziotti stufi di prenderle dai violenti di piazza. Dopo gli scontri con gli antagonisti a Roma, il sindacato autonomo di polizia chiede ai magistrati, il SAP, di andare in piazza con loro. La presenza dei PM consentirebbe subito la convalida degli arresti. Piazze e stadi pieni di soggetti che fanno della guerriglia un mestiere, la denuncia dei poliziotti. Mentre i dirigenti pubblici sono in rivolta, Renzi piazzista, non ti votiamo, l'associazione degli oltre 300.000 funzionari della pubblica amministrazione si ribella alla riduzione degli stipendi e avverte il Premier. Si studia una sforbiciata dal 6 al 18% sui redditi dai 70 o 90.000 euro in su. Ma il giornale mette in primo piano, a pagina 3, anche la questione Alitalia Etihad, della quale abbiamo parlato prima. Scoppia la mina di Malpensa, dice Maroni, siamo pronti a reagire. Il governo ha un problema in più. Oggi l'offerta degli emiri per la compagnia, ex compagnia di bandiera. Potrebbe arrivare oggi la lettera di intenti con la quale Etihad elencherà le condizioni per entrare nel capitale di Alitalia, dopo essere stata approvata l'entrata dal Consiglio di amministrazione della compagnia di Abu Dhabi. Sulla via del negoziato il problema politico legato ai 2 aeroporti milanesi, Linate e Malpensa, che si aggiunge al nodo dell'occupazione, si dice 2-3 mila esuberi, pagheremo noi, e alle richieste strutturali avanzate dagli emiri, l'alta velocità e la riclassificazione degli scali. Roberto Maroni ieri ha sottolineato: per favorire Etihad e salvare Alitalia sarà sacrificata Malpensa. Il governo e il ministro Lupi lo sanno, se succede reagiremo, ci sono tanti modi per farlo. A tutela di Malpensa, secondo Maroni, ci sarà un'alleanza dei territori contro Roma. Si ripropone il tema dei 2 aeroporti milanesi, entrambi gestiti dalla società pubblica SEA, in concorrenza tra loro. Una delle condizioni poste da Etihad è la liberalizzazione del traffico a Linate. Ma il mercato preferisce Linate. Etihad vi vede un'occasione di sviluppo per il traffico di Alitalia, soprattutto se si potesse realizzare un collegamento con Abu Dhabi, da dove proseguire per il resto del mondo. Malpensa ne soffrirà e diventerà uno scalo merci? E basta? Punto di domanda. Mentre troppe tasse fuggono pure i call center, titola il giornale, le aziende vanno in Albania e Romania, le aziende di call center, lì la burocrazia e il costo del lavoro sono minori. Restare in Italia è impossibile, un'assunzione su 2 fuori confine, il 20% del giro d'affari è all'estero. Mentre Salvini va alla guerra, titola il giornale in un trafiletto a pagina 6, secessionisti candidati oppure noi in galera. Mi auguro che lo Stato mandi gli indipendentisti carcerati a casa per Pasqua, in caso contrario siamo pronti a entrare in galera io e i parlamentari leghisti, con
le prerogative appunto date ai parlamentari, dice il segretario federale della Lega Nord Salvini, che ha aggiunto che alle europee la Lega vuole candidare il bresciano Angelo Zanardini, detenuto nell'ambito dell'indagine sui secessionisti. Al carcere di Brescia raccoglieremo la firma del pericoloso terrorista Zanardini, ha annunciato Salvini, che polemizza anche con la diocesi di Milano. Come abbiamo visto, chiederò un incontro al cardinale Scola, ha detto Salvini, per dirgli che il futuro di Milano è in mano in primo luogo ai milanesi e gli stranieri sono ospiti. Mentre il giornale si occupa, con Paolo Bracalini inviato a Lecco, dell''ndrangheta rossa che non fa notizia. 2 sindaci e un consigliere del PD nei guai a Lecco per appalti pilotati dai clan. L'inchiesta denominata Metastasi dell'antimafia guidata dalla Boccassini a Milano. Saviano cosa dice? Niente, silenzio assoluto dal massimo esperto di infiltrazioni criminali e politica, quel guru che denunciò l''ndrangheta che al nord interloquisce con la Lega, disse Saviano. Eppure da giorni c'è un'inchiesta sull''ndrangheta che al nord interloquisce col PD, fascicolo aperto da un pool di primo piano della direzione distrettuale antimafia del Tribunale di Milano, coordinato dal procuratore Ilda Boccassini. Un sindaco PD e un consigliere comunale eletto col PD di Lecco agli arresti in carcere ad opera. Un altro sindaco del PD, Virginio Brivio, sindaco di Lecco, storico esponente del PD e membro dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico, sospettato dai PM di essere mediatore tra clan e appalti pubblici, presto sentito dai giudici come persona informata dei fatti e già sotto il fuoco delle richieste di dimissioni. Altre 8 persone arrestate nell'inchiesta Metastasi, 3.000 pagine di atti, centinaia di intercettazioni, un terremoto nel PD da queste parti, scrive Bracalini. Da giorni l'indagine dell'antimafia occupa le prime pagine dei giornali locali, ma fuori si infrange un muro. Lo ha notato anche la Gazzetta di Lecco nell'ultimo editoriale, silenzio assordante sull'inchiesta Metastasi. Tra gli arrestati Mario Coco Trovato, fratello del boss Franco Coco Trovato, in carcere da 22 anni. Quello dei Coco Trovato è uno dei clan più forti in Lombardia, padrone del Lecchese. Al centro dell'inchiesta un appalto per accaparrarsi l'area comunale affacciata sul lago di Como all'altezza di Valmadrera. Una gara pilotata, secondo i PM, dai clan di 'ndrangheta, con l'appoggio dei politici amici. Sul sindaco della piccola cittadina di Valmadrera, Marco Rusconi, PD, renziano, pesa l'accusa di turbativa d'asta e corruzione aggravata. Il consigliere comunale di Lecco, Ernesto Palermo, è accusato di essere stato sotto le direttive del clan Coco Trovato, per il quale si sarebbe occupato dei rapporti con esponenti politici e pubbliche amministrazioni comunali. Sarebbe stato proprio grazie al consigliere eletto col PD che il piano regolatore è stato modificato per venire incontro agli appetiti della cosca 'ndranghetista. Il sindaco di Lecco, il piddino Brivio, che nel 2010 la spuntò per pochi voti contro il leghista Roberto Castelli, che ora dice se dietro ci fosse la 'ndrangheta aver perso è una medaglia d'onore. Il sindaco di Lecco dunque dovrà chiarire ai magistrati la natura del suo intervento nell'appalto. Finalmente potrò chiarire la mia posizione, sono una persona per bene, ha detto Brivio. Di episodi e conversazioni intercettate da chiarire ce ne sono parecchie, scrive il giornale. In un'intercettazione ambientale il fratello del boss Trovato, insieme a un imprenditore e al consigliere comunale del PD Palermo, parlano dell'appalto. Palermo riferisce del contenuto di un colloquio diretto avuto dallo stesso col sindaco di Lecco, Brivio, nel corso del quale ha prospettato a quest'ultimo sistematiche azioni violente nel caso che l'affare non fosse andato a buon fine. Il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, scrivono gli inquirenti, aveva esplicitamente domandato al consigliere Palermo se dietro la vicenda dell'appalto di Valmadrera ci fosse la famiglia Coco Trovato. Lui mi ha detto, racconta Palermo, riferendosi al sindaco di Lecco, ma dimmi una cosa, ma c'è Coco dietro queste cose? Concludono i magistrati. Appare allarmante, anche se allo stato privo di rilievo penale, il comportamento del sindaco di Lecco, Brivio Virginio. Questi, senza avere dirette competenze istituzionali e consapevole dei collegamenti mafiosi prospettati a carico dei privati coinvolti, cerca di raggiungere con la sua mediazione un compromesso economico tra i primi e il comune di Valmadrera, circostanze che il sindaco chiarirà di persona ai magistrati. Siamo in attesa di un editoriale di Saviano, conclude Paolo Bracalini. Infine, sempre dal giornale di oggi, l'ultima segnalazione, un paio anche ancora.
anzi no, l'ultima segnalazione è il ritratto, tutti i lunedì ce n'è uno, di Giancarlo Perna, che oggi si occupa di Stefania Giannini, glottologa, ex rettore universitario a Perugia, già segretaria di Scelta Civica, il partito ex di Mario Monti, e ora ministro dell'istruzione, la professoressa che boccia il suo governo. Il ministro dell'istruzione, scrive Perna, è il bulldozer biondo che zittisce la collega Madia. Bacchetta Renzi fa infuriare la sinistra sulla scuola. Chi la scoprì? Berlusconi, scrive Perna. In 9 mesi ha scalzato Monti alla guida di Scelta Civica e si è presa una poltrona. La Corte dei Conti indaga però sui presunti sprechi, ne avevamo già parlato, del mandato da rettore della della professoressa Stefania Giannini, attuale ministro dell'istruzione, a Perugia, all'Università degli Stranieri di Perugia, con i 16.000 euro pagati anche per il volo di Benigni. Mentre a pagina 8 del giornale c'è appunto la lunga chiacchierata di Stefano Lorenzetto con il professor Paolo Becchi, è stato catalogato dai media come il professore grillino, l'ideologo del Movimento 5 Stelle, lui non si reputa tale. Ad ogni modo ha scritto un libretto, un pamphlet edito da Marsilio Editore nella collana dei Grilli, guarda caso, un colpo di Stato permanente, cronache degli ultimi 3 anni, è il titolo del libro denuncia del filosofo grillino che voleva l'impeachment, la messa in stato di accusa di Napolitano. Vi svelo il colpo di Stato permanente, il regista è napolitano. Ne parlai ben prima di Alan Friedman, il presidente della Repubblica Italiana si crede De Gaulle. Gianfranco Fini, gli affari di letto e la borsa usati per far fuori Silvio Berlusconi. Il capo dello Stato ha parlato di legge elettorale prima che la Corte Costituzionale decidesse. Unione Europea, BCE e Fondo Monetario hanno sbagliato nel darci i compiti. Renzi ci porta nel baratro. La lunga chiacchierata, pagina 8 de Il Giornale. Vediamo per concludere anche la prima pagina del Foglio, il Foglio che dedica oggi il suo primo piano al caso di Yara Gambirasio, ripubblicando l'articolo di Ferdinando Camon pubblicato sulla Stampa di Torino sabato scorso, sabato 12 aprile, nel quale lo scrittore veneto scrive che c'è una persona che sa tutto, è la madre, la donna che ha fatto un figlio insieme con quell'autista di Pullman, a quest'ora sa benissimo, ovunque viva, se è viva ovviamente, che suo figlio è l'assassino, perché l'hanno scritto tutti i giornali. Mentre Giuliano Ferrara si occupa di ruffiani e topi che sgusciano, cioè in pratica della giovane promessa del giornalismo e della politica italiana, Bonaiuti, che abbandona Berlusconi e se ne va con Alfano. Nell'Italia eternamente badogliana, scrive il direttore del Foglio. Il topo sguscia via dalla nave che affonda. Nel seno del berlusconismo sono state allevate tante mezze tacche, tanti ruffiani. Non è una novità, che importa? Nulla, scrive Giuliano Ferrara. Berlusconi è incredibilmente sotto scopa da parte dei magistrati che comunicano a lui e a un paese insensibile da sempre alla giustizia la verità del ricatto giudiziario politico. Se Berlusconi parla e dice quel che pensa, lo sbattono in galera e gli revocano la libertà personale, limitata ma non impedita dall'affidamento ai servizi sociali. Tocca a Berlusconi districarsi nel buco nero dove l'hanno piazzato per trasformare in ironia, in attivismo lucido, la sua immobilità politica forzata alla vigilia di nuove inutili elezioni europee. Quelle utili, le politiche, Berlusconi, già dato per spacciato, le perse 1 anno e qualche mese fa per 100.000 voti. I suoi storici nemici sono stati rottamati da uno che è poco più di un ragazzo, Renzi, che da buon fiorentino ha giudicato risibili i loro mezzi di combattimento, reinventandosi leader di una sinistra delle libertà e delle riforme che non c'era mai stata e che parla al paese tutto di cose che contano e incuriosiscono, se non addirittura eccitano la capacità di sognare. Ma c'è un dettaglio. I potenziali carcerieri ideologici Renzi li ha imprigionati mostrandone a schiaffoni la nuda gigionaggine di leader bacucchi. Invece su Berlusconi, il maestro di Renzi, che piace anche all'elettorato di centrodestra, questo ragazzo Renzi, invece su Berlusconi è calata la mannaia giudiziaria. Il paradossale miracolo del partito delle procure, scrive Giuliano Ferrara, è stato di prendere il maggior contribuente italiano e condannarlo per frode fiscale. Da lì parte la timida rivolta dei ruffiani, dei ministeriali, dei buonaiuti. Nella storia dell'Italia berlusconiana, il 25 luglio e l'8 settembre
Sono una sola data, il 1° agosto del 2013, e il teatro degli eventi è un'aula afosa dell'austera Corte di Cassazione. Il nostro Badoglio si chiama Dottore Esposito. Chillo non poteva non sapere. Di lì comincia la strada in salita che l'agonia impone a Berlusconi, percorribile ma decisamente ripida. È una differenza di qualità che consentirà agli storici onesti di scrivere, secondo ragionevolezza ma anche secondo i documenti e i fatti, la storia della crisi della Repubblica dei Partiti, dell'irruzione dell'anomalo e dell'outsider, Renzi, nella politica e nella mentalità italiane, e del gigantesco cambiamento, Renzi compreso, che l'opera di Berlusconi, personale, privata e politica, ha reso possibile in questo paese immobile che indossa la parrucca. Scrive Giuliano Ferrara in prima pagina sul Foglio. Torniamo adesso brevemente a dare un'occhiata al primo piano del Corriere della Sera. C'eravamo tanto uniti, è il titolo dell'editoriale che non abbiamo citato prima, firmato da Antonio Polito. La sinistra che non cambia diventa destra, ha detto Renzi, ma che succede alla destra che non cambia? Difficile dirlo, scrive l'ex direttore del quotidiano Il Riformista e senatore della Margherita, in un paese che dopo la caduta della destra storica nel 1876 ha dovuto aspettare 118 anni prima che un'altra destra democratica risvegliata da Berlusconi tornasse all'onor del mondo. Oggi che la vicenda cominciata nel 94 si avvia alla conclusione, sempre più il ruolo storico che vi ha svolto Berlusconi sembra simile a quello che Tito ha impersonato per la Jugoslavia. Appena uscito di scena il fondatore, appena sollevato il velo di un'unità fittizia steso su divisioni profonde, tutto è tornato al passato, conflitti, scontri, odi, fino alla dissoluzione della effimera creatura. Diventa sempre più difficile pronosticare per il centrodestra italiano l'esito felice che consentì al gollismo di sopravvivere al ritiro di De Gaulle. È sempre più probabile uno scenario di guerra civile interna di stampo jugoslavo, scrive Polito. Ma c'è anche la questione del dossier sulle truffe record alla sanità che apre il primo piano del Corriere della Sera. C'è una voragine nei conti dello Stato provocata dalle truffe al Servizio Sanitario Nazionale, oltre 1 miliardo di euro di danni erariali causati da irregolarità compiute da medici e operatori, scrive Fiorenza Sarzanini dando conto di questa indagine della Guardia di Finanza. Medici e operatori spesso d'accordo con i pazienti o con gli agenti assicurativi, ma anche con le società farmaceutiche e con le aziende private che si occupano di commercializzazione di macchinari. È il clamoroso risultato dei controlli compiuti dalla Guardia di Finanza nell'ultimo anno. Le verifiche dei primi 2 mesi 2014 sembrano confermare la tendenza, visto che fino al 28 febbraio scorso sono già state segnalate alla Corte dei Conti 104 persone e l'ammontare delle perdite supera i 150 milioni di euro. Sono decine le tipologie degli illeciti. Le più frequenti riguardano interventi di chirurgia estetica spacciati per operazioni su gravi patologie, finti ricoveri di pronto soccorso nelle strutture private, iperprescrizioni di farmaci. Il dossier dell'Ufficio Tutela Mercato delle Fiamme Gialle, guidate dal colonnello Giovanni Avitabile, fornisce numeri e casi di un fenomeno che viene monitorato perché, come si sottolinea nella relazione, il controllo della spesa, vista la sua importanza nell'ambito del bilancio pubblico e le sue preoccupanti dinamiche di crescita, rappresenta una delle priorità per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica. La necessità di risanare i conti pubblici, scrive ancora la Guardia di Finanza nel suo rapporto, impone un'oculata attività di contenimento e razionalizzazione della spesa anche tramite la verifica per individuare condotte negligenti o illecite che, consentendo sprechi e inefficienze, possono rappresentare una variabile nella funzione di crescita delle uscite, cioè delle spese. Soldoni, se si ruba si fa un danno, questo in sintesi dice la Guardia di Finanza. I controlli si muovono sul doppio binario. All'indagine affidata ai nuclei territoriali si affiancano i protocolli di collaborazione con le aziende sanitarie locali. I dati forniscono il quadro. Nel 2013 compiuti 10.333 controlli, 1.173 persone denunciate per un valore che supera i 23 milioni di euro. Per la verità sembra anche un bilancio parecchio modesto. Ad ogni modo è ben più grave invece il capitolo delle richieste di risarcimento
avanzate dalla Corte dei Conti, con 177 verifiche, 742 funzionari pubblici sottoposti a procedimento e 1 miliardo e 5 milioni di euro il totale delle contestazioni. Si chiamano raggruppamenti omogenei di diagnosi e servono a stabilire le tariffe per le prestazioni che vengono caricate sul servizio sanitario. Truccando i referti e facendo rientrare l'intervento nella categoria autorizzata oppure per la quale è previsto un rimborso superiore al dovuto, sono stati drenati centinaia di milioni di euro dalle casse statali. Il caso più eclatante: operazioni di chirurgia estetica che invece vengono spacciate per interventi su patologie spesso tumorali. Le rinoplastiche, fatte passare come settoplastica, sono frequenti, ma c'è anche chi si è rifatto seno, coscia e addome sostenendo di essere in pericolo di vita. Qualche settimana fa, indagati il primario dell'ospedale Villa Sofia di Palermo e alcuni alti dirigenti dell'ospedale proprio con l'accusa di aver falsificato cartelle cliniche di una decina di pazienti. Tecnica usata per ottenere illecitamente i rimborsi e anche l'attestazione di ricoveri in realtà mai avvenuti, oppure interventi effettuati in ambulatorio per i quali si richiede invece il rimborso di day hospital. Sono escamotage apparentemente da poche migliaia di euro, moltiplicati per centinaia di migliaia di cittadini, determinano un esborso spropositato. Un'indagine effettuata 2 anni fa in Lombardia dimostrò che a Milano un cittadino su 5 non pagava ticket pur non avendo diritto all'esonero. Alla fine ben il 20% degli assistiti risultò non in regola. La maggior parte aveva contraffatto i dati delle autocertificazioni, il resto aveva ottenuto un'attestazione compiacente. Il quadro fornito dagli analisti della Guardia di Finanza prova che a livello nazionale la situazione è peggiore. Basti pensare che su 9.936 controlli sono state trovate 7.972 posizioni fuori legge, con un buco nel bilancio statale di 1 milione di euro. 1 milione di euro a livello nazionale sembra veramente, francamente, una percentuale molto molto bassa. Macchinari e appalti truccati e via dicendo. A Vibo Valentia invece le indennità da primato. Tra centinaia di casi analizzati dalla Guardia di Finanza, il record di Vibo Valentia. Con una sola indagine gli investigatori della Guardia di Finanza hanno accertato un danno erariale di 3 milioni e mezzo di euro, soldi destinati a incentivare il personale più meritevole che venivano divisi tra i funzionari dell'azienda sanitaria provinciale. Scrivono i finanzieri, il danno erariale nasce dalle modalità illecite con cui l'azienda sanitaria della provincia ha erogato al personale indennità derivanti da alcuni fondi incentivanti e di produttività. Le finalità di queste elargizioni, che si sommavano agli stipendi, erano quelle di rendere merito allo sforzo profuso dal personale, bla bla bla. Insomma, ciulavano, grattavano sui premi per la produttività. 3 milioni e mezzo solo a Vibo Valentia, 1 milione su base nazionale per quanto riguarda invece le indagini sugli assistiti. Insomma, le cifre sono un po' strane di questa indagine. Ad ogni modo, questa è l'apertura del Corriere della Sera, che poi si occupa di Giorgio Napolitano. Non si tornerà indietro dall'Europa, anche se vincono gli euroscettici, ha detto il Presidente della Repubblica. Dobbiamo ridurre il debito non per l'Unione Europea, ma perché è un dovere verso i giovani, che è la tipica frase che dice sempre anche Renzi. E non è un caso, si presume, che la dicano Napolitano e Renzi. Abbiamo la pubblicità. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com.
L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista del settore arti grafiche, offre un servizio personalizzato, dall'ideazione della grafica all'esecuzione della stampa con tecnologie innovative che assicurano la massima qualità del prodotto. Depliant, cataloghi, roll-up, striscioni, manifesti. Con Damiano Brambilla la tua azienda troverà il giusto mezzo per farsi notare e scegliere. Chiama subito il 338 30 55 350 o scrivi a dambram@tin.it. La fedeltà alla Padania premia sempre. Anche quest'anno la Lega Nord regala a tutti i suoi militanti l'abbonamento gratuito al quotidiano La Padania Online. Per tutto il 2014 leggere La Padania sarà ancora più facile e comodo. Collegati subito al sito www.lapadania.com. Segui le istruzioni per i militanti e con un semplice clic potrai scaricare e leggere tutti i giorni il tuo quotidiano. Più facile di così? Per saperne di più, vai su www.lapadania.com. La Lega Nord augura a tutti i suoi militanti buona lettura. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. E diamo voce soprattutto al nostro territorio, alle produzioni genuine fatte come una volta. E uno dei selezionatori delle cose più buone da tutta Italia è Alberto Acerbis. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno a te, ben ritrovato, buon inizio settimana a te e a tutto il pubblico di Radio Padania Libera. Allora noi cerchiamo nel nostro piccolo di veramente selezionare quello che è il frutto, perché si parte da lì, dalla terra, dal frutto, dall'albero, per fare una cosa genuina. Ci mettiamo non soltanto la testa ma anche il cuore, come tutte le cose che arrivano dalla terra. La promozione di questa settimana è la promozione della padella della Ballerini. Che cos'è? Con 75 euro, amici Radio Padania, se vi interessa fare la scarpetta chiaramente, con 75 euro portiamo sull'uscio di casa vostra 6 bottiglie da litro del nostro migliore olio extravergine, estratto a freddo da olive italiane, con la garanzia, con la carta se volete, per l'intracciabilità. Non solo, nei 75 euro compreso anche una padella della Ballerini in pietra onlare di granito, valore commerciale 40 euro, diametro, attenti, 28, quindi quella più grossa che c'è, con 5 anni di garanzia. Il valore di questa padella è 35-40 euro. Voi con 75 euro, se volete approfittarne, assaggiate l'olio e vi fate un bel regalo. Il numero da comporre è questo: 030 68 40 408. Dite ascolto Radio Padania Libera e noi saremo lieti di farvi assaggiare il nostro olio extravergine di oliva, ma da adesso 20 pezzi, perché chiaramente è una promozione molto molto importante. Chiamate e dite ascolto Radio Padania Libera. Se volete domandare lecito, rispondere a casa mia è cortesia. Fatevi avanti da tutta Italia. Ciao Alberto, alla prossima. Ciao, buona settimana a tutti voi. Ciao. C'erano una volta i personaggi delle fiabe e continuano ad esserci anche oggi. E no che storieghe piacciono di mai fioretti. Anche gran vorrei sentirsi piantare. Tu ma che si deve dare una rinfrescata, perché conoscono o che parli conosci e si stupiscono a sentire sempre stesse robe. Però le storie della tradizione sarebbe un peccato ad operai. E allora noi ci abbiamo recuperato, abbiamo messo un po' a posto, abbiamo arrangiato, vi racconteremo un po' per volta. Ogni martedì e venerdì alle 23 su Radio Padania Libera. Bene, rimaniamo al primo piano di politica interna velocemente del Corriere della Sera. Anche qui c'è ampio spazio per Bonaiuti, la giovane promessa che lascia Forza Italia.
È scontro con il nuovo centrodestra, l'allarme dell'ex ministra Carfagna, titola il Corriere della Sera. Berlusconi si ritrova la carica dopo l'udienza, al lavoro sulle liste, dice farò campagna elettorale. Intervista all'ex ministro Giancarlo Galan, è ora di dimostrare se siamo davvero una classe dirigente o c'è solo Silvio. Gestione e parole d'ordine non vanno, dice la giovane promessa, l'ex portavoce di Berlusconi Paolo Bonaiuti. Non potevo stare lì per uno strapuntino. E la dignità invece, visto che appunto è un giovane di belle speranze di mollar baracche e burattini, no? Comunque, dice l'ex portavoce di Berlusconi, ad Arcore stavo per affetto e non per avere qualcosa. Non è vero che ti ho fatto fuori, dice invece Berlusconi a Bonaiuti, il quale replica, quando ero in ospedale non sei mai venuto. Così perlomeno il Corriere riassume la questione. Poi c'è Alfano che dice a noi il campo della destra, il caso Formigoni, niente europee per lui, non mi candido, dice Formigoni, Lupi sarà capolista. E poi ancora dal PSI al FUPDL, anche in politica è impossibile separarsi senza rancori, pezzo di rievocazione di tutti i fine matrimonio. E poi c'è il giorno delle decisioni su Dell'Utri, l'estradizione dal Libano. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera di oggi lasciamo la politica interna per andare alla pagina degli esteri. L'ultimatum di Kiev, disarmate o sarà guerra, ma su questo ci aggiorna anche l'ANSA di questa mattina. Kiev ha usato l'esercito e Mosca replica, vergogna. Blitz antiterrorismo dell'esercito ucraino nell'est con morti e feriti. La Russia chiede una riunione urgente delle Nazioni Unite, ci saranno conseguenze, dice il segretario di Stato americano Kerry. Sempre poi invece dal Corriere della Sera, effetto serra, gli scienziati delle Nazioni Unite tornano a sottolineare solo 15 anni per evitare il disastro. Iniziare subito a ridurre la dipendenza da petrolio o carbone. Secondo gli esperti occorre agire ora contro il surriscaldamento. L'obiettivo 0 emissioni entro il 2100. Secondo gli scienziati è necessario triplicare l'uso delle energie rinnovabili che nel 2010 coprivano il 17% del fabbisogno mondiale e che sono costate un botto alle bollette elettriche e del gas degli italiani, detto per inciso, anche di quelli che non usano le rinnovabili. A Londra invece festini a luci rosse in albergo, uno scandalo sessuale che fa tremare i conservatori del Premier Cameron, notti sfrenati a Manchester a spese dei contribuenti, rivelazioni sui fuori programma al congresso del partito nel 2011. È l'ultimo di una serie di scandali che pesano sulla credibilità del Premier Cameron, scrive il Corriere della Sera. E sempre dal Corriere della Sera, per la pagina invece delle cronache italiane, c'è un articolo di Goffredo Buccini su Reggio Emilia, boss, politici e manager massoni, gli invisibili che comandano a Reggio, il comune in dissesto finanziario, i soldi distribuiti in cambio di voti, il capoluogo calabrese sfregiato dall'illegalità. Un'inchiesta punta a smascherarne il potere occulto. 62% di disoccupazione giovanile in Calabria, secondo i dati della Camera di Commercio era 44% nel 2012, 62% a Reggio Calabria. Nel capoluogo calabrese solo il 48% della popolazione in età lavorativa ha un impiego regolare. 170 milioni di euro il buco nei conti del comune di Reggio Calabria, attualmente gestito da un commissario. Oltre la metà dei lavori affidato a ditte definite con controindicazioni mafiose. 24 le locali, o per meglio dire i locali, cioè le unità organizzative dell''ndrangheta attive nella sola città di Reggio Calabria, a cui fanno capo, secondo le carte del processo crimine, 1000 affiliati. Nel 2013 sono stati denunciati 26 episodi di estorsione, appena un caso di usura. Appena uscito di galera, Paolo De Stefano guardò il figlio Peppe, adolescente. Papà deve farsi un giro nei negozi per pagare un po' di debiti, gli disse. Alla fine del giro aveva sborsato una 60 di milioni di lire di allora in scarpe, tutte quelle che i Regini avevano comprato a nome della famiglia mentre lui stava dentro. Da oggi chi sti camminano sulle scarpe nostre, spiegò il capomafia all'erede. Era il 1982. Per molti Don Paolino De Stefano era il vero sindaco. Welfare nero o mitologia che sia, cammina ancora così con le scarpe dei De Stefano questa città, Reggio Calabria, scrive Goffredo Buccini sul Corriere della Sera.
Povera e tuttavia zeppa di quattrini, senza lavoro ma attivamente al servizio delle cosche, col mare più bello d'Italia ma stuprata in ogni muro abusivo dal rustico reggino, che qui è un perverso stile architettonico con mattoni a vivo, piloni abbandonati a metà. Federico Cafiero De Rao, dal suo ufficio, contempla il nuovo palazzo di giustizia, fermo da un anno, vuoto, in attesa di diventare fatiscente. Proprio lì, di fronte, si dovevano spostare i magistrati, ma il comune ha usato i soldi in altro modo, dice il procuratore Cafiero De Rao. Forse con sottile ironia partenopea, viene da Napoli, dove ha smantellato i clan casalesi, perché l'uso che il comune ha fatto dei soldi è uno dei tasti dolenti. 170 milioni il buco. Il suicidio della dirigente Orsola Farlara, braccio economico dell'allora sindaco Scopelliti. La fresca condanna di Scopelliti a 6 anni per falso e abuso. Nel frattempo è divenuto governatore della regione. Lo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale, con una relazione agghiacciante dei commissari, che pur rivolta al comune guidato dal esponente PDL Demetrio Arena, pesa come un macigno sulla gestione di Scopelliti fino al 2010. Tra assessori e consiglieri collusi, dipendenti infedeli, dirigenti e società partecipate, in mano alle cosche, feste con boss, appalti combinati. L'unica azienda che funziona è l''ndrangheta, scrive Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. Cimitero di opere pubbliche, scriveva Guido Piovene della Calabria negli anni 50. Quasi tutto è ancora lasciato a metà o abbandonato, tranne il prodotto interno lordo delle cosche, che fa una cifra tonda di 50 miliardi di euro all'anno. Il Palasport dopo la morte di un giovane operaio, il Roof Garden in pieno centro dopo una sparatoria tra capi delle famiglie, il fascinoso Hotel Miramare in attesa di essere venduto all'asta, perfino il vecchio Papyrus, dove un giovanissimo Scopelliti andava a ballare sotto l'occhio benevolo del mafioso Nino Fiume, ora pentito, un tempo suo elettore. Cafiero De Rao pensa al voto e ha un sobbalzo. Mi spaventano le elezioni, dice il procuratore di Reggio Calabria. Quando andrà via il commissario straordinario si dovranno fare le elezioni. E qui non c'è libertà. Loro spostano la vittoria. Che razza di elezioni saranno? La procura di Cafiero lavora da un anno a un'inchiesta sugli invisibili. Inchiodati i 4 capi mafiosi della super cosca reggina, tra cui Peppe De Stefano, il figlio di Don Paolino, è stabilito col processo crimine, il principio dell'unicità dell''ndrangheta. Nel mirino c'è quella stanza di compensazione dove si disegnano le grandi strategie. C'è chi può decidere se accendere i riflettori su una parte o l'altra dello stretto, magari per star tranquilli a Palermo mettono una bomba a Reggio, dice Cafiero De Rao, il procuratore di Reggio Calabria. Insomma, mafiosi, politici, professionisti, manager, gli immancabili massoni coperti avrebbero un ennesimo tavolo di confronto qui, a Milano o in Svizzera. Tra le ipotesi di lavoro anche l'eversione e la violazione della legge Anselmi sulle società segrete. Pare la piovra, ma Cafiero spiega che l'inchiesta è solida e in 6 mesi si vedranno effetti giudiziari. Difende il suo lavoro e quello del suo giovane PM di punta, Giuseppe Lombardo, il procuratore Cafiero De Rao. Nonostante gli sforzi del capo, i PM sono divisi. In un altro processo si revoca in dubbio l'affidabilità degli stessi investigatori usati dal PM Giuseppe Lombardo. Nel grumo malato, come sempre, giudici, spioni, ufficiali e pentiti. Nicola Gratteri ha spiegato che non c'è più la zona grigia, o è mafia o non lo è. Monsignor Nunnari, presidente della Conferenza Episcopale Calabrese, annuncia lezioni antimafia per i seminaristi, mentre 2 sacerdoti di Reggio finiscono sotto inchiesta per eccesso di pietà verso i boss. L''ndrangheta si è fatta impresa, abbiamo appena perso altri 10.000 posti di lavoro, dice il presidente della Camera di Commercio Lucio Dattola. Gli appalti pubblici sono in fondo per le cosche il modo pulito con cui far arrivare tramite le istituzioni soldi alla propria base sociale, come le scarpe 30 anni fa. La spazzatura, con le sue crisi cicliche, è affare di mafia. Il percolato finisce dove capita. Anche sulla nuova gestione commissariale la procura sta dando un'occhiata. Per chi non si piega, incendi e bombe. L'ultima un mese fa contro una salumeria famosa a 2 passi dal municipio di Reggio Calabria. In pochi giorni abbiamo riaperto, dice Arianna Romeo, la figlia del padrone.
Qui l'eversione va a braccetto con l''ndrangheta dai tempi del Boia chi molla, il 1970, anno decisivo nella rovina di Reggio. Peppe Scopelliti, da sindaco, decise di marcare lo splendido lungomare voluto dal compianto Italo Falcomatà con una lapide in onore di Ciccio Franco, il leader della rivolta. Falcomatà era amato anche dalla destra, ha insegnato latino a generazioni di reggini prima di diventare sindaco. I marescialli dell'Arma hanno la sua foto nell'ufficio. Scopelliti sarà conquistato un consenso del 70%, ora è un re caduto e angosciato dall'ombra di Orsola Fallara, la tecnica del comune che si è suicidata. Tanti sospettano si sia sacrificata per Scopelliti. Nella relazione dei commissari sul comune ci sono falsità, dice Scopelliti. Me ne assumo le responsabilità di queste affermazioni. La Bindi mi convochi all'antimafia e io porterò le carte sulla borghesia mafiosa. Perché non vado in procura? A suo tempo, dice Scopelliti. Le dimissioni, per ora annunciate, di Scopelliti da presidente della Calabria sono inevitabili. La candidatura alle europee, un miraggio di rilancio. Il governatore è chiacchierato, anche i mafiosi ne parlano, conclude Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. Scopelliti giura di essere vittima delle cosche e di combatterle da tempo, da quando giovane Missino lo chiamavano Peppe o DJ. Vai a sapere. Il nostro cuore è perverso, abbiamo affidato la nostra sicurezza a 4 boss, tuona Giovanni Ladiana, superiore dei Gesuiti, predicatore dal ceppone evangelico. Qui capita che un imprenditore trovi il coraggio di mandare al diavolo gli esattori del pizzo, resista a un attentato, vada sotto tutela e che poi sua figlia si metta assieme a un nipote, incensurato, dei De Stefano. Nulla è come appare, è la prima regola di Reggio Calabria. Verso sera Scopelliti si fa vivo al telefono con una richiesta impossibile. Posso cambiare quello che ho detto? Nell'intervista, insomma, nella chiacchierata con il Corriere della Sera. Oggi riportata in pagina. Chiudiamo con pagina 32, dove c'è da segnalare l'intervento di Elido Fazzi, che è editore, si firma anche economista. La tentazione folle di uscire dall'euro, senza dimenticare i meriti dell'Italietta. Sono d'accordo anch'io, scrive l'editore Fazzi, Elido Fazzi, economista si firma, che uscire dall'euro è una tentazione pericolosa. Però è difficile sostenere che bisogna restare nell'euro argomentando che prima dell'euro deficit di bilancio elevati e crescenti avevano solo fatto aumentare a dismisura il debito di cui paghiamo gli oneri senza promuovere una crescita. E i tassi di interesse erano arrivati a livelli proibitivi per i mutui delle famiglie e il credito alle imprese. Era quello che hanno scritto Lorenzo Binismaghi, l'ex ministro dell'economia nel governo Letta-Saccomanni e gli altri, in quel specie di manifesto che abbiamo letto e commentato la scorsa settimana sul Corriere della Sera anche con il professor Borghi Aquilini. Non sono d'accordo con queste tesi, scrive Fazzi. Primo, deficit elevati e crescenti. Qualcuno potrebbe obiettare che al tempo del divorzio tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro nell'81 il rapporto tra debito pubblico e PIL era pari al 60%. Solo dopo il divorzio, che rendeva la Banca d'Italia autonoma dal Tesoro, cioè la sollevava dall'obbligo di comprare titoli di Stato alle condizioni di interesse che stabiliva il Ministero del Tesoro, il debito inizia a crescere. Secondo, senza che i deficit promuovessero crescita stabile. Anche qui i fatti sono controversi. Le politiche della Banca d'Italia nel dopoguerra furono considerate esempi ottimi in Europa e nel mondo. Sotto l'abile guida dei governatori Einaudi, Menichella, Carli, Baffi, Ciampi, l'economia italiana non andò male. Anzi, la mitica Germania in quel periodo crebbe del 4% in media, la Francia del 3,86%, e il Fausto Coppi della situazione non erano gli Stati Uniti, ma la piccola Italietta, che nello stesso periodo fece registrare una crescita media del 4,36%. I tassi di interesse, scrivono gli economisti Binismaghi, Saccomanni e gli altri firmatari del manifesto comparso l'altra settimana sul Corriere, i tassi di interesse erano arrivati a livelli proibitivi. Ma quali tassi di interesse? Controbatte Fazzi. Quelli nominali, certo, ma questo argomento porterebbe fuori strada. In politica economico quel che conta sono i tassi reali. Tasso nominale meno inflazione. E in quegli anni l'Italia ha beneficiato di una condizione sui tassi reali ottimale, la stessa di cui godono oggi Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Giappone, cioè tassi reali vicini allo zero o negativi. Oggi abbiamo un tasso reale sui BTP a 10 anni vicino al 3%,
tra i più alti del mondo, superiori a quelli della Turchia che pagano un tasso nominale superiore al 10%. Sono convinto anch'io che uscire dall'euro sarebbe una follia, conclude Elido Fazzi, ma bisogna usare migliori argomenti. Così Elido Fazzi, editore ed economista sul Corriere della Sera. In realtà è più una contrapposizione a quello che hanno scritto gli altri che non altro. Comunque, lasciamo il Corriere e vediamo adesso nei pochi minuti che ci rimangono, una decina di minuti scarsi, di andare a dare un'occhiata un pochino più dettagliata al primo piano della Stampa di Torino dedicato all'attività degli eurodeputati. 5 anni al Parlamento europeo. Più europeisti ma poco incisivi i deputati europei italiani. In concomitanza col lancio della campagna elettorale per le europee, ecco il bilancio degli anni trascorsi. I nostri deputati europei migliorano, ma non fanno squadra. Promossi e bocciati al termine della 7ª legislatura. I poteri sono tanti. Da maggio saranno decisivi quelli del Parlamento europeo anche sulla Commissione. Fra le donne spicca Barbara Matera del Popolo della Libertà per quantità di lavoro prodotto. I deputati europei italiani lavorano sodo ma restano in basso alla classifica, troppa frammentazione, scarso collegamento con Roma. Le pagelle di Bruxelles, tra le quali primeggia quella di Matteo Salvini per le personalità più seguite anche sui social media. Mentre sempre dalla Stampa di Torino c'è Varsavia, la Polonia, che benedice l'Europa secondo Francesca Paci, inviata in quel paese, ma i giovani non voteranno. Più che la politica, ad appassionare i ragazzi oggi in Polonia è l'opportunità di fare business. La gente è consapevole dei benefici di Bruxelles, soprattutto ora che teme Putin, scrive la Stampa, che poi dà spazio a Napolitano, che lancia il seguente messaggio: dall'Unione Europea non si torna indietro e bisogna ridurre il debito perché ce lo chiede, non perché ce lo chiede Bruxelles, ma per i nostri giovani, che è la classica frase renziano-napolitaniana. A questo punto, ce lo chiede l'Europa non è una cattiva parola, ha detto Giorgio Napolitano, però suscita molti equivoci nel significato e nell'uso più nobile che ne è stato fatto. Chiudiamo però dalla Stampa di Torino con la pagina, perlomeno l'unica pagina che si ha a disposizione qua a Milano, sulla cronaca di Torino Nord-Ovest. Ci sono 2 interviste gemelle per il Piemonte che va al voto. La sfida nel centrodestra oggi all'attenzione del quotidiano torinese. Ci giochiamo la partita, dice Gilberto Picchetto, il candidato di Forza Italia e Lega Nord. Il centro-sinistra è diviso su TAV e sanità. In questi giorni la mia priorità, dice Picchetto, è allargare i confini della coalizione. Le porte del dialogo con Fratelli d'Italia restano aperte e proveremo fino all'ultimo a cercare l'intesa. Dall'altra parte c'è Enrico Costa, che ieri a Roma ha ufficializzato la sua candidatura, figlio di Raffaele Costa, storico leader liberale ed ex ministro della Sanità, corre per il nuovo centrodestra. Dimezzare i costi e le spese di quell'elefante che è la regione, dice Enrico Costa. Condividiamo in toto quello che Renzi ha detto anche al Pala Olimpico con Chiamparino: il problema è sinistra, ecologia e libertà, causa di tante contraddizioni per Chiamparino a partire dalla Val Susa. Lasciamo la Stampa e torniamo brevemente a Repubblica. Anche qui c'è da approfondire il primo piano dedicato all'intervista di Goffredo De Marchis all'assai loquace con i mezzi di comunicazione sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio, ex sindaco di Reggio Emilia per il PD e ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI. Sulle nomine noi puntiamo alla parità uomini-donne e il bonus lo finanziamo così, dice Del Rio. Abbiamo scelto i migliori per le aziende pubbliche, tagli a incentivi e inefficienze sanitarie e patto coi fornitori. Per i manager l'obiettivo è quello della parità di genere, da nominare tante donne quanti uomini nelle società partecipate dallo Stato, per colmare un ritardo culturale di 30 anni, dice Del Rio. Pagheremo i beni e i servizi non più a 380 giorni, ma a 60 e in cambio rinegozieremo i prezzi con un risparmio dell'1-2% su 70 miliardi. Nella sanità useremo il bisturi nelle regioni che sprecano di più per 1,5 miliardi nel 2015. Non è sto gran risparmio, visto che l'adozione dei costi standard potrebbe portare a decine di miliardi, quantificabili variamente, ma intorno ai 30, concordano gli analisti, miliardi di risparmio all'anno. Risparmiarne 1,5
non è un granché. Comunque il trasporto pubblico non è all'altezza, dice ancora Del Rio. Con le nomine nelle grandi aziende pubbliche, rivoluzione culturale, annuncia il sottosegretario Del Rio. Promozione di manager uomini e donne in eguale misura. Una sostanziale parità di genere. Oggi Renzi sceglie i vertici di Eni, Enel, Finmeccanica Poste, ma è anche la settimana del decreto sul taglio dell'IRPEF, gli 80 euro in busta paga da maggio con relative coperture. Taglieremo gli incentivi ai settori improduttivi, faremo un intervento sulla sanità. Le regioni più efficienti non hanno nulla da temere dalla spending review, le altre sì. Con loro useremo il bisturi. L'inefficienza di qualcuno non può essere pagata da tutti. Alla minoranza che prepara la battaglia contro l'Italicum, il sottosegretario risponde: è giusto discutere, ma non ripetiamo gli errori dei tempi di Prodi e dell'Ulivo. Non è vero che il PD può fare da solo. In questo modo il centrodestra ci consegnò il Porcellum, una norma incostituzionale che abbiamo usato per 8 anni. Dialogare con l'opposizione è indispensabile. Per quanto riguarda poi la questione dei famosi 80 euro in busta paga, il decreto sicuramente arriva questa settimana, annuncia Del Rio. È il momento in cui i 4 miliardi e mezzo di spending review dovranno prendere corpo. Sono previsti altri tagli agli incentivi alle imprese? Quei settori che supportiamo in maniera inutile li tagliamo, dice Del Rio. Ma noi miriamo a una spending vera, cioè via i soldi a comparti del tutto improduttivi, niente tagli lineari a settori strategici o che servono all'economia. Fare un serio risparmio sulla spesa pubblica sarà una grande fatica collettiva. Tutti devono comprendere che ogni euro dello Stato speso male è un euro in meno che entra nelle tasche degli italiani. Insomma, in poche parole, gli 80 euro verranno finanziati col taglio alla spesa pubblica. Vedremo, perché su questo si era già sottolineato che buona parte dei 4 miliardi e mezzo di tagli alla spesa previsti per quest'anno erano già stati previsti per coprire alcune misure del governo Letta per 3 miliardi, quindi la copertura vera sarebbe su 1,5 miliardi. Tutto il resto è affidato a Giove, a Zeus o a chi pare a voi. Comunque si vedrà. Naturalmente non è opportuno sempre star lì col dito puntato, bisogna anche dare a questi giovani, al governo, un'opportunità di farci vedere e di fare quello che dicono di voler fare, per cui è inutile stare sempre lì a sottolineare, a guardare eccetera. Ma cosa importa la copertura finanziaria, cosa importa il dettaglio? L'importante è che si respiri aria nuova, ci siano annunci positivi, ci siano molte interviste, abbiamo tanta roba da leggere, possiamo anche eccitarci, come scrive Giuliano Ferrara, davanti alla novità di Renzi, quindi meglio di così, eccitarci con un sogno. Che bellezza, eh? Poi quando metti mano al portafoglio capisci che il sogno sarà una bella cosa, però il portafoglio è sempre più vuoto e quindi uno dice vabbè sì, dai, eccitiamoci coi sogni, che forse è meglio. Intanto paga, che quello non si ferma mai, la mano che deve ricorrere al portafoglio per essere nella legalità, vero? Sì, per essere rispettosi delle leggi e delle esigenze e del bene del paese. Sempre con le maiuscole, bisogna pronunciarlo, non solo scriverlo, anche pronunciarlo con le maiuscole, il bene del paese. Anche la preposizione pronunciamo al maiuscolo perché così ci uniformiamo ai voleri di lor signori. Basta, finiamo qui. Io devo solo dire che ieri, poi me ne parlerà molto meglio il direttore Morelli e anche Sammy Varin, è stata una bella giornata di incontro con diverse persone al pranzo organizzato a Telgate in quel di Bergamo e devo essere sincero che mi è piaciuto l'apprezzamento e quell'incontro con molti ascoltatori e ascoltatrici, e soprattutto una cosa mi è stata chiesta praticamente da tutte le persone con le quali ho parlato, mi sono state chieste notizie di Rosa Bazzi e di Olindo Romano. Io sono contento per questo, perché nonostante magari qualcuno abbia arricciato più di un sopracciglio su questa inchiesta, che non è un'inchiesta, su questo resoconto dei fatti relativi alla strage di Erba, e non so per quale motivo, perché qua si è riproposto nel corso di Onda Libera e delle puntate dedicate alla strage di Erba solo del materiale giudiziario, cioè si è fatta una funzione di conoscenza, solo ed esclusivamente di quello abbiamo parlato. Doveva essere fatta molto prima quella funzione di conoscenza lì, prima che arrivasse una sentenza definitiva di condanna all'ergastolo e all'isolamento che scade tra poco, a fine maggio, per Rosa Bazzi e Olindo Romano.
perché le cose da risolvere, come abbiamo visto, erano tantissime e lo sono ancora purtroppo. Dico purtroppo perché nel frattempo la giustizia ha fatto tutto il suo corso, è pendente ancora un ricorso in Europa, quindi io non so chi arriccia le ciglia, per quale motivo lo faccia. Io so per certo che quelle puntate dedicate alla strage di Erba e al racconto, ripeto, di quello che viene fuori da nient'altro che dagli atti giudiziari, io le ho fatte in tutta limpidezza, senza alcuna recondita finalità, sia ben chiaro, se non il fatto che leggendo quelle carte, sentendo quegli audio, mettendo insieme tutti gli spezzoni della storia, io per primo, in totale buona fede e come qualunque persona credo che esamini quegli atti, ho visto, ho sentito, ho accertato che le cose non tornano, questo lo posso dire tranquillamente, quelle cose non tornano e non sono bastate 3 sentenze fino alla Cassazione per farle tornare, perché non tornano comunque e non sono mai state spiegate, o non sono state spiegate per niente, o sono state spiegate in maniera assolutamente non convincente e illogica in molti casi. Perciò è nato l'interesse per questa vicenda, perché ci sono anche 2 persone in carne e ossa che portano il marchio di infamia terribile, che giustamente si merita chi ha compiuto quella strage, perché è stata una strage orrenda, per cui il marchio di infamia è giusto, ma che sia portato sulle spalle da persone sulla cui colpevolezza ci sono dubbi così grossi, giusto non è. Ne riparleremo, tantissimi, tutte le persone che ho incontrato mi hanno chiesto di questo vuol dire, io ne sono contento per un motivo, vuol dire che la conoscenza a volte serve davvero. Cioè conoscere le cose di cui si parla serve, e questo credo che sia una delle cose più importanti per chi fa sto mestiere. È una gratificazione enorme sapere che le cose, quando sono conosciute attraverso il tuo lavoro, servono a farsi un'opinione, un giudizio o anche semplicemente delle domande. Quindi concludo la rassegna stampa di oggi facendo un'opera che mi hanno chiesto, alcuni me l'hanno chiesto al tavolo del pranzo di ieri, lo rifaccio adesso, quella di dare gli indirizzi per il momento, poi ne riparleremo ancora di questa storia della strage di Erba, di dare gli indirizzi di Rosa Bazzi e di Olindo Romano. Si può scrivere a loro naturalmente in carcere in attesa che poi finisca anche il periodo di isolamento e che cosa decidono le autorità penitenziarie. In ogni caso, per scrivere a Olindo Romano l'indirizzo è il seguente: casa di reclusione di Opera, via Camporgnago 40 20 141 Opera Milano. Casa di reclusione di Opera, via Camporgnago 40 20 141 Opera Milano. Per Rosa Bazzi, carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso 120 20 157 Bollate Milano. Carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso 120 20 157 Bollate Milano. Buona mattina a tutti, poi mattinata a partire dalle 10:30 credo potrete risentire l'incontro di Bergamo di ieri, basta Eurotour, e quindi buona mattinata, buon ascolto e buon pomeriggio a tutti anche a questo punto, visto che arriveremo in volata fino al pomeriggio. Onoranze Funebri D'Antoni, competenza,